Vi prometto che questa mattina finisco il libro, ve lo prometto. Eccolo qua, perché è un libro anche molto bello. So che aspettate il finale, non avrei mai immaginato che vi interessasse così la lettura dei libri. Mi fa veramente molto molto piacere. A parte che cerco anche di leggere dei libri che vi intriguino, suspense, un po' di tutto. Però vedo che funziona e mi fa molto piacere. Comunque oggi è l'ultimo giorno, poi vi saluto alla fine. E ci vediamo a settembre naturalmente, però dobbiamo finire sto libro. Allora, iniziamo, poi vi presento i graditissimi ospiti. Senti Marca, non voglio portarti via altro tempo, devi andare a casa, ti aspettano a cena, hai una famiglia. Leon, ascolta, non dovrei parlartene ancora perché ci sono ancora degli elementi non di poco conto da definire. Però, vista la situazione che mi descrivi, mi prendo la responsabilità di accennartene. Ti piacerebbe lavorare con noi? Leon ha un sussulto e spalanca gli occhi. Sei molto apprezzato da diverse persone che lavorano tra noi, tra cui il sottoscritto. Ti confesso che avevo già pensato di parlartene a breve, visto che sapevo da te che stavate pensando ad una vita insieme tu e Alessia. Mi fermo qui. Ti prego di parlarne con lei prima di trovarci e scendere in dettaglio. Aspetto un tuo messaggio. Prima di procedere, parlandone al mio interno e poi con te, ok? Diciamo che potrebbe essere una soluzione sia per noi che per te. La risposta era servita già entro la mezzanotte, al termine della fitta conversazione della coppia. Leon attende la sera e digita ok entusiasta da parte di entrambi. Sono onorato e felice. Siamo di nuovo felici. Grazie. Non sembrava vero ai due ragazzi di trovarsi a organizzare il loro matrimonio e Alessia aveva ritrovato tutto il suo entusiasmo. Il pensiero che tanti amici stessero per visitare e così scoprire i luoghi di quella loro storia e allo stesso tempo quelli di una storia di 100 anni prima, così importante e poco conosciuta, era qualcosa che li faceva sentire ancora più felici ed elettrizzati. Già immaginavano le sedie bianche allineate, le ali di invitati girati a guardarli arrivare lungo il tappeto erboso che conduce all'oliveto, dove li aspetta il sacerdote a mani giunte. I bimbi nei loro vestitini eleganti che si tengono tra loro la manina, il profumo dei fiori di campo, delle peonie e il cinguettio degli uccelli che a modo loro li festeggiano, svolazzando tra le chiome degli alberi sovrastanti. Quello scambio delle fedi sfavillanti e la promessa di una vita insieme da riempire con tutto ciò che meglio sapranno mettere insieme, a loro stare insieme. Il lungo applauso e l'ovazione di chi, a sua volta, prometteva di volersi stringere a loro sempre e comunque. Basta, mi fermo qui, poi nella seconda parte leggeremo altre 2 paginette, vi prometto che lo finiamo questa mattina. Eccoli qua i miei graditissimi ospiti, abbiamo Valente Chieregato, storico, grazie. Buongiorno. Luca Bertuola, presidente di Partecipare il Presente, poi sentiremo anche cosa vuol dire partecipare il presente. Sa Bertuola, Presidente, noi partecipiamo sempre il presente. Bene. È che qualcuno forse non l'ha ancora capito bene, ma noi siamo il presente, i giovani sono il futuro. Il problema è che qualcuno non sta ascoltando, pensano di essere immortali, di rimanere qui sempre e poi nel cimitero scriveremo qui sono morti. I grandi ricchi sono qua, però anche loro come tutti gli altri. E che il mondo finisca con loro. Il mondo finisca. Io vorrei proprio parlare con lei. Io ho cercato di mettere questa goccia nell'oceano, queste persone che arrivavano da posti incredibili, dove c'è la fame, la miseria, dove non c'è niente. Quello che mi è capitato è sconvolgente, Bertuola, non so se lei ha seguito, comunque faccio un piccolo riassunto in breve. Sono stata chiamata da un imprenditore, dopo che io tutte le mattine facevo vedere questo degrado, queste persone che dormivano fuori della prefettura, davanti al municipio, e mi ha detto: guarda Mirella, soprattutto quando ha sentito quel giovane pakistano che ha detto oh, se questa è vita è meglio morire. Allora lui mi ha chiamato e mi ha detto: Mirella, io non voglio espormi, mi faresti da tramite, io pagherei una settimana in albergo a questi ragazzi dove loro possono lavarsi, mangiare un qualcosa, dare una settimana di vacanza, ecco, dare un po' del senso della vita. Me lo fai questo favore? Io tranquillamente ho detto non c'è nessun problema, se lei ha piacere. E ho iniziato. Intanto non riuscivo a trovare un albergo a Treviso, tutti erano straoccupati, cosa non vera, però funziona così.
Allora cosa è successo? Ho chiamato il presidente degli albergatori di Treviso, Giovanni Kerr. Allora ho detto, Presidente, io ho questa situazione, cosa succede, come mai? Ho detto, non ti preoccupare, portali a Monastera Villa Fiorita. E li ho portati là una settimana, pensando che con tutto il mondo delle associazioni che abbiamo, chi ha il trasporto, chi ha l'ascolto, fossi supportata da qualcuno, compresa la Chiesa, per aiutarmi a gestire questa situazione, perché non era una o due persone, erano 10 persone. Quello che mi è capitato è sconvolgente da tutti i lati, da una parte e dall'altra. Allora, nessuno si è fatto sentire, ho dovuto gestire, nonostante mi conoscono anche molto bene, ho cercato di capire cosa stesse succedendo, speravo sempre che il telefono squillasse, un messaggio mi arrivasse e non è arrivato niente. Sono andata personalmente, visto che nessuno rispondeva al telefono, alla Caritas, e mi sono seduta all'interno del cortile sperando che qualcuno mi chiamasse. In effetti qualcuno è venuto e mi ha detto che non ero gradita in quel posto. E che dovevo uscire casomai suonare il campanello. Ho detto, guardate, non è che ho suonato, ho telefonato tante volte sperando che qualcuno mi rispondesse. E quello che ho visto è una cosa incredibile, tanti ragazzi buttati là, non solo, ma di più ho visto, molto di più, molto, tanto è vero che dopo è successo il finimondo. Io ho gestito la situazione. Poi mi è arrivata un'altra telefonata di un'altra imprenditrice che voleva continuare, perché lei è stata immigrata, sa cosa vuol dire, e perciò abbiamo dato l'opportunità di un'altra settimana a questi ragazzi, che non erano più gli stessi, erano gli altri. Perché quello che io ho visto era che c'era il caporalato. Nel senso, c'era questa persona, questo bulletto, che gestiva tutta la situazione. Nel senso che loro, quasi tutti, non sanno l'italiano, perciò devono appoggiarsi a un qualcuno. E questo qualcuno non fa del bene, assolutamente. E la promessa è quella che lui trovava lavoro, trovava tutto, ma soprattutto poi lui mi è venuto addosso quando ha capito che io avevo scoperchiato il cesto e ha messo un video virale dove dice e fa vedere che dice che non gli ho dato da mangiare, cosa non vera, perché ho tutte le prove. Hanno mangiato alla mensa della provincia, hanno mangiato al ristorante Sant'Agostino, hanno mangiato all'albergo, al ristorante dell'albergo quando si è liberato, perché anche là però hanno mangiato sempre. Io gli avevo dato questi prodotti al banco alimentare, perché gli ho dato i vestiti, gli ho dato tutto. E ho detto che se questo era il mangiare, che era vergognoso, e là mi sono veramente arrabbiata, Per fortuna che i giornalisti hanno capito e hanno messo anche le mie dichiarazioni, perché erano là presenti quando li ho portati alla mensa della provincia. Allora ho capito che c'è qualcosa che non va, nel senso che nessuno vuole unire le forze, ognuno vuole stare, chi per gestire la situazione, chi perché vuole essere il re con la regina, i principini, tutto il resto è noia, perché quando che un prete ti risponde non parlo con lei, prima ancora di sentire cosa voglio dire, capisce, ma io le dico queste cose, io non ho problemi a dirle, io non facevo del male, cercavo solo di aiutare, ma devo avere problemi anche di dire che voglio aiutare, che vorrei aiutare grazie a questi imprenditori, che avevano paura di esporsi, perché sanno che c'è il razzismo qui. Inutile che vengono, tanto è vero che sui social mi è piovuto addosso il mondo. Cioè, ho avuto chi mi difendeva, ma ho avuto anche tanti attacchi, solo perché ho fatto da tramite. Allora hanno scritto quei soldi del 5 per 1000, dove li metto, a chi li do, guarda dove, di tutto e di più. Questo è razzismo, l'ho provato sulla mia pelle. Io non ho risposto, me ne frega altamente di soldi, non so neanche se non li guardo mai, non so neanche dove sono. Però ho capito una cosa, che bisogna stare molto attenti, perché questo gioco infernale sta facendo del bene a qualcuno. È un sistema che mettere gli uni contro gli altri, tutti, perché metti tutti, porta a qualcuno qualcosa.
Tanto è vero che anche il mondo degli industriali trevigiani fa fatica a fare squadra. Questo l'ho detto anche ieri, lo dico tutti i giorni. Gli unici industriali che fanno fatica a fare squadra sono gli industriali trevigiani. Così mi ha detto qualcuno molto in alto, che non faccio il nome per non metterlo in difficoltà. Però se qualcuno vuole chiamarmi che non è vero, che dico bugie, allora mi chiami che io rispondo, perché questa è la verità e bisogna dirlo. Se ci troviamo in questa situazione è che perché qualcuno vuole essere solo lui il protagonista, non vuole fare squadra, non vuole aiutare, ma vuole gestire, che è diverso. Pensate che mi hanno raccontato che la prima cosa che qualcuno ha detto quando si è seduto attorno a un tavolo: ma a noi cosa viene in tasca? Questa la dice lui. Allora Bertuola, adesso noi avremo bisogno di queste persone perché arriva la vendemmia, poi arriverà il radicchio. Allora io ho detto ieri, ma questo villaggio che è costato un patrimonio, il villaggio olimpico, fatto per 15 giorni, che ancora non sappiamo se è stato pagato, come è stato pagato e dove è andato a finire. Perché non possiamo gestire queste situazioni, visto che all'Aquila dormono ancora su questi container da anni? Questo vuol dire che tutto sommato non è possibile gestirli per il periodo della vendemmia, delle raccolte, dare dignità a queste persone, e ogni proprietario deve prendersi le responsabilità come ognuno di noi fa. E soprattutto, quando ieri ho sentito, l'altro ieri, il ministro Abodi che ha detto: le Olimpiadi, i soldi che mancano li metteremo noi, li pagherà il governo. Io ho risposto che il governo i soldi li prende dallo Stato e lo Stato siamo noi, punto. Lo Stato siamo noi, no paga il governo, paga lo Stato, su una manifestazione che dobbiamo ancora vedere entrate e uscite, soprattutto fatta per un capriccio di qualcuno che ancora continuano a dire bravi, bravi, bravi. I capricci qualcuno se li deve pagare di tasca propria, non per 15 giorni sprecare tutta quella montagna di denaro e non sappiamo ancora i risultati, perché io ho avuto gli albergatori, hanno detto anche no, i numeri non tornano, e i buchi, infrastrutture faraoniche, questa perla che io spero non diventi una patacca con queste colate di cemento, perché non avevamo di sicuro bisogno. Poi ho avuto anche presidenti di trasportatori che ha detto: a noi queste infrastrutture non servivano. Io ho finito, ma volevo fare il quadro perché è giusto, siccome che anche l'ultimo giorno, capire cosa è successo, perché sono soldi pubblici e abbiamo gli anziani che muoiono a casa senza soldi, senza niente. Prego Bertuola. Allora, intanto grazie dell'invito e dico due cose su Partecipare il Presente, anche perché c'entra con quello che hai detto tu adesso. Allora, Partecipare il Presente è un insieme di associazioni che da 20 anni, dal 2005, offre percorsi di formazione soprattutto alle associazioni e alle organizzazioni varie, imprenditoriali, sindacali, ma anche il mondo del volontariato. C'è la diocesi, questa scuola tra l'altro è nata dalle ceneri di una scuola di formazione sociale, le vecchie scuole di formazione sociale, e niente, quindi organizza questi percorsi di formazione. E questo c'entra col ragionamento del non voler fare da soli ma provare a fare insieme, che è il primo tratto su cui si sta lavorando da tanto tempo. Poi ci sono sicuramente le tendenze a voler fare da soli, a voler avere il marchietto proprio quando si risolve una cosa, sì. In questo momento qua io sono assolutamente d'accordo, ma non solo in questo momento. Tutto ciò che è complicato, il tema che abbiamo detto adesso è complicato, il tema dei giovani è complicato, il tema degli anziani e del sostentamento del welfare è un tema complicato nel senso che i cittadini devono capire quanto difficile è risolverlo. Non è semplice, non c'è la bacchetta magica per risolvere situazioni così complicate. C'è la vendemmia, è vero, c'è la vendemmia tra poco, ma in questo momento se noi immaginassimo che tutti i pakistani se ne andassero a casa dal litorale veneziano, okay, o dalle montagne del Cadore,
noi dovremmo accettare il fatto che nessuno ci porta la pizza sul tavolo. Se noi immaginiamo che i pochi giovani che ci sono non andassero in pizzeria, in ristorante, nei locali, dovremmo immaginare che le nostre generazioni, e quelle anche un po' più anziane, abituate forse anche meglio perché non c'erano questi problemi, dovrebbero rassegnarsi a un modo di vivere completamente diverso. Allora, di fronte a questo significa dire a tutti che l'impegno non è di uno solo, non è del sindaco, non è del vescovo, non è del prefetto, è di una società che deve in qualche maniera mobilitarsi, perché il ragionamento della casa, anche se noi trovassimo, e ci sono a Treviso i numeri, okay, solo che non si incontra la domanda e l'offerta, ma non solo con gli stranieri senza casa, non si incontra domanda e offerta neanche col giovane e la giovane coppia che cercano a casa per una propria sistemazione. E questo è un tema centrale, perché il fatto che i giovani vadano via, una delle cause è anche questa, non è la causa forse principale, ma una delle cause è anche questa. È un territorio attrattivo quello in cui non ci si riesce a trovare una casa per costruirsi una vita, per avere una testa sotto il tetto. Ecco, questo è un tema che è chiamato a risolvere e a rispondere non solo la singola istituzione, ma tutto un concerto di strutture. È vero, noi abbiamo fatto una lettera come Partecipare del Presente in cui abbiamo messo in moto, almeno al nostro interno, un ragionamento di agende. Sto tema qua deve andare un po' più su nella priorità delle cose che si devono fare, perché i lavoratori che in questo momento dormono nei parcheggi sono lavoratori delle nostre imprese. Sì. E quindi se non si prende la situazione in mano c'è un degrado della città, c'è un problema che questi lavoratori potrebbero andare altrove e sono quelli che ci servono, e c'è una questione di dignità umana. Quando noi andiamo sopra la dignità umana di qualsiasi persona si tratti, vuol dire che accettiamo che delle persone, e questa volta possono essere loro, altre volte potremmo essere noi, possono essere cuscinetti della società che servono ma non hanno diritto a niente. Ecco, su questo punto qua, tornare ai fondamentali, tra l'altro sono anche i fondamentali della Costituzione, e la Costituzione, a me torna sempre in mente questo ragionamento, è un documento che è stato fatto da soggetti che per 1 anno, 2 anni, 3 anni, quanto è servito per costruire la carta, hanno messo da parte le loro impuntature su singole volontà e hanno ragionato insieme. Ora, questo non è un tempo da dopoguerra sicuramente, però è un tempo di transizione molto difficile che richiederebbe una convergenza tra le forze politiche, tra la società civile, tra il mondo del volontariato, molto più forte di quella che c'è in questo momento, perché i temi non sono risolvibili da uno singolarmente. Ecco, quindi io non so se ho risposto, sicuramente credo che ci siano state dei nascondimenti che non dovevano esserci, cioè si doveva essere molto più espliciti prima, perché il tema che noi stiamo affrontando adesso, nel 2000 il Dipartimento di Statistica dell'Università di Padova lo denunciava, nel 2000 io c'ero a Veneto Lavoro e già gli artigiani avevano progetti per cercare di fare tirocini col Marocco, con l'Algeria, per portare i lavoratori, perché non ce n'erano. Poi sono successe le crisi del 2008 e tutta una serie di problematiche che abbiamo pagato, il 2008 con la crisi finanziaria, c'è stato il Covid, ci sono le guerre, eccetera, però noi abbiamo sopra la testa, soprattutto, una transizione demografica, cioè un cambiamento demografico in cui non ci sono più giovani, perché non li abbiamo fatti, adesso si vedono e noi abbiamo gli organici delle aziende completamente, non completamente, ma comunque in grave difficoltà nel trovare il ricambio delle persone che stanno uscendo dal mercato del lavoro, non ce ne sono altre per entrare. Ma c'è un'altra cosa importante, che non si può reggere una società soltanto sull'apporto di persone anziane, ma non da un punto di vista di welfare e di sostentamento, ma anche da un punto di vista di prospettiva. Cioè la gioventù, il tema della gioventù è un tema di sviluppo e di speranza verso il futuro. Dico una cosa e poi chiudo.
Io conosco anche per questioni mie personali e situazioni, io ho 2 figli abbastanza giovani, tra i 23 e i 28 anni, ma per scolarità o altro questi giovani hanno a che fare con un mondo molto più vasto di quello in cui mi sono formato io. E non è Treviso, non è il Veneto, non è l'Italia il loro luogo. Se non vogliamo pensarla così, dobbiamo rassegnarsi a questo fatto qua. Il loro luogo è molto più vasto, è il mondo. E quindi se uno entra in un villaggio universitario, si trova la persona che arriva dalle Filippine, uno che arriva dal Giappone, i nostri che vanno di là, cioè io credo che noi non dovremmo aver paura di queste robe qua, dovremmo affrontarle togliendole dall'agenda della demagogia e metterle dentro un'agenda di governo, che significa di cose concrete da fare. Primo fra tutti è rendere, per esempio, le case, la lingua, l'integrazione dentro una società e aiutarci, perché è logico che le persone che vivono in questo territorio di fronte a questa transizione qua possono aver paura. Soprattutto se hanno una certa età, se non sono abituati a questo, bisogna aiutare la comunità. Okay? Quindi non si tratta solo di trovare la casa, si tratta anche di riuscire a integrare le persone e le comunità a integrarsi tra di loro. Perché io lavoro a Mestre. Uno va a Mestre e può pensare, scende dal treno, vede il mondo che c'è, può pensare che sto mondo qua con una bacchetta lo facciamo sparire oppure lo sistemiamo di colpo. È complicato. No. Grazie Bertuola. Prego, Chieregato. Tantissimi argomenti molto interessanti, magari ci metto qualcosina io. Allora, la Costituzione è stata scritta in 1 anno e mezzo. Molto vero che in quel periodo persone con sensibilità, formazione e culture diverse hanno messo da parte le proprie appartenenze e hanno guardato a un obiettivo. L'obiettivo era, prima di tutto, l'unità della nazione. L'unità sui valori nuovi che in quel momento si riscoprivano, la libertà, la possibilità di autodeterminarsi, che ovviamente erano stati messi da parte per la guerra e anche per un regime totalitario che vi era stato prima della guerra, che aveva ovviamente tarpato molti di questi valori e possibilità per le persone. E avevano un obiettivo chiaro, quello di arrivare in fondo a un percorso e dare al futuro del nostro paese delle regole il più possibile appunto aderenti a questi principi che ho appena spiegato. Sulla casa, allora guardate, in Italia c'è un problema, diciamo così, chiamiamolo in un altro modo. C'è una situazione per cui, siccome più dell'80% delle persone vivono in una casa di proprietà, accade che chi non ha la casa di proprietà è statisticamente, diciamo, meno abbiente di chi invece ce l'ha. Okay. Siccome questa cosa in Italia avviene in un modo molto chiaro e molto estremo, chiamiamolo così, è un problema che gli altri paesi europei non hanno o hanno in misura minore, ovvero le persone che non vivono nella casa di proprietà mediamente sono persone con un reddito, una cultura, una formazione più bassa rispetto agli altri paesi. Questo cosa causa? Causa che in generale, sto sempre parlando di medie, è più frequente che ci siano problemi relativi all'accesso all'abitazione, perché i proprietari più frequentemente si trovano di fronte a situazioni nelle quali magari l'inquilino non paga o si comporta male o cose del genere. Allora, come si risolve questo? Visto che questa è la situazione, si risolve mettendo a disposizione delle case pubbliche o la possibilità di dormire per persone che magari non hanno accesso a un'abitazione. E questo lo fa una comunità che si rende conto di qual è la situazione. Perché se la situazione è questa, ci si rende conto e si agisce in un certo modo. Non si lascia andare le cose. Noi abbiamo 10 milioni di abitazioni vuote in Italia in questo momento. 10 milioni. Tra l'altro questo è anche un problema economico e finanziario, perché è una quantità di denaro ferma, infruttuosa, che danneggia l'economia, ma questo è un altro discorso che magari affronteremo in un altro momento. A Treviso
cito sempre questa statistica perché ritengo sia molto importante. Treviso è una delle province italiane con la migliore capacità di integrazione dei cittadini stranieri. Come si misura la capacità di integrazione? Si misura sul grado di scolarizzazione dei ragazzi, sulla quantità di persone che trovano un lavoro stabile e sulla quantità di delitti commessi da queste persone. Ora, io capisco che fa audience, fa voto, fa numero di like sui social, dire che è tutto un disastro, è tutta una cosa che non va bene. La realtà è un'altra. La realtà è che innanzitutto queste persone fanno parte del nostro tessuto sociale da molti anni e per la grandissima maggioranza sono in mezzo a noi e siamo già, diciamo così, una comunità. E per la grandissima maggioranza sono persone che lavorano, si sono integrate, stanno bene, stiamo bene insieme tutti quanti. C'è una percentuale di persone che non si comporta bene, commette dei reati, ma sappiate che questa cosa è perfettamente coincidente con il reddito e con la situazione sociale. Non c'entra nulla l'appartenenza a una certa etnia, cioè più si è poveri ed emarginati e più si è, diciamo così, indirizzati verso commettere dei delitti e non rispettare le regole. Non c'entra nulla se si è di un'etnia o di un'altra. Tanto è vero, io faccio sempre l'esempio della comunità cinese, che è diffusa in tutta Italia e in tutto il mondo. È molto difficile che troviate delle persone di origine cinese che commettano dei delitti, perché hanno una rete loro che protegge queste persone e sono, diciamo così, è molto più difficile che cadano in una condizione di povertà. Può succedere anche in quel caso, ma è più difficile. Quindi non è che siano pochi, sono anche rilevanti, insomma, li vediamo in mezzo a noi, lavorano, fanno diciamo così, le scuole con i nostri ragazzi e non ci sono problemi particolari. Per cui ricordatevi che i problemi si creano spesso anche soltanto nella narrazione, ma poi nella realtà sono un'altra cosa, come diceva scusa il nome, Bertuola. No, il nome Luca, come diceva Luca poco fa, se di colpo intere comunità sparissero dai nostri territori, di colpo ci dovremmo abituare a una nuova normalità, rinunciando a delle abitudini che adesso fanno parte della nostra vita, rinunciando a un certo modo di vivere, rinunciando sull'altare di un non problema. Per cui adesso ci sarà il politico di turno che dirà che è tutto sbagliato, che bisogna mandarli via, reimmigrazione, tutte queste belle cose. Ma la realtà è un'altra, la realtà è che noi stessi, noi che siamo qua in questo studio, la grandissima maggioranza di chi ci sta seguendo non ha un'origine, virgolette, veneta o padana. Siamo tutti quanti immigrati in questa zona, magari da decine di generazioni, per carità, ma qua non c'è nessuno che deriva dall'antico popolo dei Veneti, sappiatelo. Fatevi fare l'esame del DNA, adesso lo fanno, tra l'altro ci sono associazioni che fanno queste cose, non so fino a che punto sono valide, ma gli antichi veneti sono un popolo estinto, perfino i romani rimangono fra noi soltanto in pochissimi rivoli dentro la città di Venezia e basta. In tutto il Veneto, il Friuli e anche buonissima parte della Lombardia abbiamo un'origine principalmente longobarda e poi di tutti i popoli che si sono succeduti e sono arrivati qui. Credo che quasi tutti voi abbiate parenti lontani che non conoscete, che sono probabilmente austriaci o francesi o spagnoli, e quindi che cosa facciamo? Ce ne andiamo tutti? Non so, ci dobbiamo anche rendere conto delle nostre origini e del fatto che chi viene tra di noi oggi è semplicemente l'ultimo che si aggiunge a noi tutti in questa terra e può contribuire a renderla più bella, più brutta, non lo so, diversa, sì, sicuramente, ma questo è un percorso che magari possiamo fare tutti insieme. Rinaldo, e vai col centralino, vai Rinaldo da Venezia.
Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Sì, mi parlo di una bella roba. Intanto ti auguro che ti vada un pochettino in ferie e che ti stacchi da quello che ti devo fare, che ti cadono i pensieri, che sarà sempre anche quando ti sei in ferie. E chi che non ti è comodo? Che nome mi diceva un poeta, Dante Alighieri diceva: ai miei nemici non voglio loro augurare la morte, ma un potente brusor di culo e braccia corte e tiri compagno, chi che non te merita. E dopo che dico sto signore qua, e casa è l'80% di chi? È l'80% di italiani che è le case, è il 50% è legato col mutuo. Un mutuo a 35 anni da pagare, che era 150.000 euro per comprarsi una casa che ne paga 300. Ma è politica che dico tanti anni, e sono veneziano, una volta deve essere benissima, degli turchi, degli ebrei, degli ortodossi, viviamo con tutti e commerciamo con 3/4 del mondo, nel 500, non adesso che avremo artificiale, avremo questo, avremo quello. All'epoca armeni, era di tutto Venezia, diremo verso le porte a tutti e che mi insegna il mondo a fare i lazzaretti, a vivere, a fare del conto, a fare tutto. Adesso che avremo tutti questi giovani bravi, ma i giovani che futuro hanno, non ha futuro. I giovani purtroppo 1.200 euro al mese, per cosa fa? Mi levate anche a panafitto. Ma con la bocca si fa tante robe, bisogna fare i fatti. Che io è vera, il costruito miei case, per la povera gente, gli dava a riscatto, gli dava a casa e un lavoro. Ti senti un signore, ti senti liberata da tutto. E il lavoro ti ho trovato dove che ti volevi. È vero che era da fare la ricostruzione dell'Italia, tutto quello che ti vuole. Ma adesso il mondo si rimane Dio, basta guarda i putei da 12 anni, bastone, una coppa, mi dai con te un anno, mi altri secondo tramo, del massimo spindono o a bara, adesso mai è permesso, ma c'è noi altri grandi con tutto il nostro cervello che sappiamo tutto. Allora che mi sono guardato sul mercato 80 anni in mezzo alla gente, poveri, ricchi, io ho visto che tutti i colori al mondo va quelle parole non facciamo niente, e mi viene la ragione, e Dio fa una buona roba, una bella roba di 7-8 anni che telefono a ella, ormai la conosco, capisco che cosa che vuol dire e non ha paura di nessuno, ed è scomoda, perché è una persona scomoda, perché chi che dice la verità sulla terra è scomodo, è il nostro governo, di qualsiasi comunista, fascista, quello che vuoi, gli fa schifo, perché uno che sia al Parlamento, che cappa 20.000 euro al mese, va bene, e che sei pensionati, che lavorano una vita, va bene, che ne tira sì e sento, sei vergognoso, già abbiamo noi altri che stiamo ben vergognati, perché non possiamo, ma un uomo che ha 80 anni, 85, lavorare una vita, ha già costruito quello che i giovani dà, perché ai giovani il futuro, io che abbiamo fatto noi altri, e noi altri che abbiamo esportato, tanta che è miseria, quando arrivano nell'800 che partimmo, per il Brasile, per l'Australia. Basta però Rinaldo, sennò diventa un libro. Grazie Rinaldo, grazie caro Rinaldo, grazie per quello che alla fine di concreto è che condividiamo, che chi ha lavorato una vita sodo, veramente sodo, che è l'operaio. Io delle volte, Bertuola, guardo queste persone lungo le strade, per fortuna che hanno capito che a certi gradi non si può lavorare, ma nonostante questo qualcuno lo fa ancora perché non gliene frega niente, la persona non è una persona, è un numero. Dico, ma a fine mese quanti soldi prendono queste persone che fanno dei lavori veramente utili, ma veramente utili per tutti noi. Però quello che mi preoccupa, Bertuola, è che non contiamo niente. Nel senso che anche i sindaci, quasi, io ho sempre sindaci, sono quelli veramente che mi fa più piacere avere ospiti, perché sono quelli che hanno la patata bollente, quelli che sanno i problemi delle persone.
anche loro dicono non sono ascoltati, ma di qualsiasi partito appartengono. Cioè la voce vera del sindaco che sa i problemi che ci sono, che ha bisogno di investire sulla comunità, non riesce a farlo. Abbiamo le leggi ma non vengono rispettate. Abbiamo le persone che hanno bisogno di assistenza, nella carta hanno 9 persone, nella realtà non hanno nessuno. E si continua a parlare, a cambiare. Il prossimo anno saranno quasi 70 governi che abbiamo cambiato. La colpa è sempre nostra. Hai sbagliato, ma se la sanno raccontare anche bene. Non siamo un popolo così colti, io dico sempre sveglia Veneti, perché non venite a lamentarvi, li avete votati voi questi qua, guardateli bene, ascoltate bene quello che dicono prima di dire bravo, bello e buono, perché i risultati li vediamo. Ieri ho avuto una dottoressa che ha detto non è che vada così bene la sanità nel Veneto, ve la raccontano ma non è così, non è così, e ha fatto nomi e cognomi. Allora, se uno ha voglia di cambiare, bisogna decidersi anche ad avere il coraggio di dire quello che non va. E per cercare di migliorarlo, non per contribuire a rompere sempre di più. Il problema è che non vogliono, perché questo sistema, come ripeto, marcio, veramente che fa acqua da tutte le parti, va bene a qualcuno, e va bene a chi ha la politica, se no lo cambierebbe. Questo è il grande problema che ho io e che ho paura. Che chi se ne frega di quello che dicono, ho il potere, chi me lo toglie, e se qualcuno lo perde diventa pazzo, perché il potere logora chi non ce l'ha, ed è verissimo, basta vedere chi sta ritornando a galla, avete visto? Perché? Prego Bertuola. Allora, parto dall'inizio. Anch'io sono d'accordo cioè io condivido molto il ragionamento sui sindaci. Sull'intervento di prima condivido tanto di quello che è stato detto, una cosa la condivido fino a un certo punto, nel senso che noi abbiamo tanti sindaci impegnati in prima linea che non guadagnano 20.000 euro al mese, neanche un quarto, dei 20.000 euro, neanche un e abbiamo tanti consiglieri e assessori comunali che fanno il loro lavoro, da destra a sinistra, lo fanno bene e di solito lo fanno oltre il loro lavoro ordinario. Quindi c'è una parte di società impegnata, come c'è una parte di società impegnata sul volontariato e quant'altro, e che lo fa oltre il proprio lavoro. E queste non sono parole, sono proprio fatti. E quindi noi dovremmo partire da là. Cioè da ricominciare, il nostro per esempio ragionamento con partecipare il presente, anche sul nome, no? È di tornare a partecipare. Cioè se il cittadino si limita a sedersi sul divano e a vedere le cose che non vanno, siamo nel ragionamento del paese immobile, non solo perché sei immobile, perché le case sono ferme e nessuno scambia niente, perché quel tema lì dell'immobiliare, è di un paese dove la rendita è sicuramente più conveniente che andare a lavorare, la dice lunga. Cioè se noi non abbiamo in mente sta roba qua, è complicato fare qualsiasi altro ragionamento. Cioè se la maggioranza dei cittadini pensa che quello sia un punto vero, significa che noi siamo un paese immobile, fermo, e un paese immobile non sviluppa niente. Per partire dal discorso immobiliare, no, delle case, a proposito. E su questo apro una parentesi che diceva prima. No, fermo, perché abbiamo Vladimiro da Rovigo, se non allora, ricade la linea. Se c'è Vladimiro da Rovigo. Allora andiamo da Vladimiro da Rovigo e poi continuiamo. Vai Vladimiro. Che lei è l'ultima roba del carro, quindi potevo No, vai. Io vengo spesso a Rovigo e volentieri. Fare velocemente una riflessione e poi metto giù. Cioè, ho 73 anni, quando ero bambino, giovane, mi ricordo che guardavo e tra la vita dei figli e la vita dei papà, dei genitori, sostanzialmente non vi era differenza, così come tra la vita del mio papà e quella dei miei nonni, sostanzialmente anche lì le differenze erano minime, cioè era una società che si rinnovava in maniera costante nel tempo. Dopodiché con la mia generazione è iniziato dei cambiamenti immensi, enormi. Io mi ricordo che proprio lucidamente, chiaramente, che la mia generazione, quella dei miei genitori, ma per tutti noi ragazzi, che era una differenza enorme, immensa, cioè era quasi impossibile già all'epoca accettare dagli altri ragazzi il modo di ragionare dei genitori. È uguale sta per me come figlio, ma un distacco proprio culturale enorme, e già comincio a percepire che tra mio figlio e mio nipote
sarà un discorso uguale. Mi penso che sia questo il vero limite o male della società, cioè sta subendo un cambiamento continuo e immenso che finisce per creare delle isole culturali, esistenziali, dei costumi che non solo non ha memoria del passato, ma neanche riesce a immaginare che nel passato possa essere gestito alcune forme di persone, di cultura. Per esempio la Costituzione, che non metto in discussione anche per sbaglio, ma è stata fatta ai tempi in cui c'era idealmente Peppone e Don Camillo. Cioè adesso la maggior parte dei giovani di oggi ma non riesce neanche a immaginare che possa essere esistito delle persone come Peppone e Don Camillo. Mi sì che posso immaginare, ma mi sono da 2 generazioni fa. Cioè che questa rottura, questa incapacità e mancanza di dialogo comune tra queste isole, che è questo che crea, e chiudo, e crea problemi anche con l'immigrazione, perché quando che l'immigrazione è fatta da persone che arrivano da paesi, tra virgolette, moderni, il dialogo tra i moderni nostri e questi che vengono dagli altri paesi, dopo gli usi i costumi loro, non ha nessuna importanza, ma c'è un dialogo, l'integrazione da nasce, perché c'è uguaglianza di parola, cioè che c'è dialogo. Il problema lo crea quell'immigrazione che arriva da quelle zone che c'è, uso una parola brutta, indrio culturalmente, è troppo legata al passato e alla tradizione. È lì che si crea il problema della mancanza di dialogo e di integrazione, le famose seconde generazioni. Grazie Vladimiro, sei stato chiarissimo, grazie, devo andare avanti per andare anche in pubblicità. Grazie Vladimiro. Prego Bertuolla, finiamo se vuole commentare quello che ha detto Vladimiro. Sul punto delle 2 generazioni, sì, commento una cosa. Noi 2 generazioni fa, forse anche 3, tutto era molto più facile. Faccio un esempio molto semplice. Nel 1946 il Veneto, e penso anche il resto d'Italia, aveva il 90% della popolazione che era a mezzadria. C'era una categoria di persone che era la stramaggioranza, che aveva dei bisogni, vantava dei diritti, hanno fatto delle lotte. Coldiretti per esempio è stata una delle strutture più impegnate da questo punto di vista, probabilmente era l'associazione più importante. Coldiretti ha espresso 480 amministratori in quel periodo lì, ok? Quindi noi avevamo una omogeneità di ragionamento. Era semplice. Quando c'è stato il cambiamento verso l'industria e più ancora dopo negli anni nostri, attorno alla fine degli anni 90, sul terziario, commercio, distribuzione, servizi, eccetera, la governabilità della cittadinanza, data la diversità di situazioni che c'erano, di volontà, di bisogni, di diritti e quindi anche di rappresentarli, ha fatto creare una situazione complicata, molto più negli stranieri. Cioè eravamo stranieri a noi stessi. Sì, è molto chiaro. Io credo che ci ricordiamo il ragionamento tra la grande distribuzione e il commercio di vicinato e di prossimità. Ecco, come l'abbiamo governato? Come siamo riusciti a governare quello? Se pensiamo a come è stata governata invece tutto il ragionamento sulla mezzadria nel 1946. Ecco. Molto chiaro. Chi è legato? Innanzitutto volevo dire una cosa sulle case. Se posso? Sì. Ho fatto uno schemino, eccolo qua. Scusate, ma non sono bravo con i disegni. Allora, queste sono le case in Italia, 36 milioni. Queste sono 26 milioni quelle abitate, 10 milioni quelle vuote, ok? Questi qua, 3,3, sono le case con mutuo. Ok, così abbiamo la chiarezza di... Questi sono i numeri. Ok, reali. Da là non si scappa, numeri veri, reali. Sono numeri, perfetto, ok. Poi ognuno può pensare quello che vuole, voi potete pensare tutto quello che volete, potete pensare che le case sono di proprietà delle banche, nel caso del mutuo può anche essere un ragionamento corretto, però la quantità è quella lì. Questo è un problema per l'economia, è un grossissimo problema per l'economia, un enorme problema per l'economia. Adesso ve lo spiego bene. Quando mettete via dei soldi, li mettete da parte, lo dico male, ma così si capisce bene, è un danno per l'economia, perché i soldi, il denaro, la ricchezza deve
girare, deve fare in modo di creare altra ricchezza. Si crea altra ricchezza con gli investimenti, cioè mettendo i soldi a disposizione di idee, di industrie, aziende, lavoro, eccetera. Quando i soldi si fermano, quindi si mettono o comprando una casa o comprando un fabbricato, diciamo, si mettono a rendita, ecco, non producono nulla, se non la rendita. Cioè, per carità, che questo è un modo di far fruttare i propri soldi, ma finisce lì. Cioè, fanno il bene solo della persona che possiede il bene, fine, non fanno il bene della società. Certo, la persona ha un reddito che può spendere, certo, però finisce lì. Quando invece il denaro viene messo dentro la società, non è che bisogna regalarlo, bisogna investirlo. Spesso, tra l'altro, gli investimenti fruttano di più. Bisogna saperli fare, bisogna essere in un ambiente, in un contesto sociale che favorisce anche questo. Ora, questa nostra area geografica, il Veneto, in questo momento ha questo grosso problema, cioè che, come diceva prima Luca, spesso appare più conveniente comprarsi una casa e prendere affitto. Dopo ci si lamenta perché non si prende l'affitto o perché non si affitta alle persone giuste, ma questo è un altro discorso ancora e lo lasciamo perdere. Quindi una società cresce quando è incentivata come società, e quindi anche come singoli, a investire, a credere nel futuro, quindi a mettere in campo idee o a finanziare idee, che possono essere anche idee della propria famiglia, magari finanziare un'idea, un'impresa del proprio figlio o del proprio nipote, quindi può anche rimanere all'interno di un contesto familiare, ma questa cosa, questa mentalità deve tornare a essere quella prevalente, altrimenti arretreremo sempre di più. Quindi è una questione culturale, ma è anche una questione economica, perché sappiate che una società che non va nella direzione dello sviluppo, dell'invenzione, delle idee e degli investimenti è destinata ad arretrare. Abbiamo Luciano da Desenzano del Garda, vai Luciano. Mirella, ciao, buongiorno agli ospiti. Mirella, perdonami 10 secondi per la telefonata ultima che ho fatto 2 giorni fa. Certo, il nordafricano, io non ci ho cercato niente, mi ha detto che aveva 3 case, non le avrei lasciate vuote, tra parentesi, no? Mirella avrà affittate, non so io, non mi interessava niente. Per via di case di investimenti, la casa e i terreni sono sempre stati gli investimenti. Io, tanto per dire, 8 anni fa ho comprato questa ultima forse casa e l'ho pagata 150.000 euro, se me ne chiedevano 200.000 la compravo subito lo stesso e l'anno scorso me l'hanno valutato 2,40. Certo, qua specialmente vicino al lago, è solo che sono aumentate anche le altre, nel senso che se vendessi la mia a 2,50, adesso quella che valeva 2,50 vale 3,50. Insomma, niente investimenti sulle case, a parte nel 2008 è stato che c'è stato quel tracollo. Vi saluto, buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie caro Luciano, grazie. Dire solo una cosa prego, al volo. Prego. Il guadagno si può chiamare così solo quando si ha venduto. Se io compro 10.000 euro di azioni e poi sulla app del telefonino c'ho scritto che sono 12.000, non ho guadagnato 2.000 euro. No, ho guadagnato 0. No, anzi, potenzialmente ho perso 10.000. Potenzialmente. Quando vendo tutti i 12.000 euro delle mie azioni ho guadagnato 2.000. Attenzione, poi su quei 2.000 bisogna pagare le tasse. Quindi comunque non sono 2.000, ok? Lo stesso vale per le compravendite immobiliari. Compro a una cifra, vendo a un'altra cifra, in mezzo ci sono i costi dei rogiti, bisogna vedere chi li paga, o i costi dei traslochi, se uno si sposta perché magari è casa sua, in mezzo ci sono le tasse, perché naturalmente se io compro una casa a 150.000 euro avrò un certo valore,
quindi il mio reddito sarà costituito in un certo modo, se compro poi una casa di maggior valore sarà costituito in un altro modo e pagherò le tasse in un altro modo. Quindi quando si fanno i conti non è compro 150 e vendo 2,40 ho guadagnato 90, no, non è proprio così, bisogna fare i conti per intero, no? Ecco, questo è quello che c'è nella testa di tante persone e non è così, cioè non si sta guadagnando 90. Se invece io prendo i miei 150.000, li investo in un'impresa e ottengo un utile, il valore di quell'impresa, è certo che anche lì quando la vendo è un valore, diciamo, misurabile, ma è molto più facile da misurare ed è molto più, ovviamente bisogna lavorare bene, ma è molto più diretto comprendere se c'è un vantaggio economico, soprattutto se c'è una prospettiva. Nel caso di un'abitazione, che prospettiva c'è? Quella di prendere un reddito, di avere un vantaggio. Attenzione poi, se domani succede qualcosa al mercato immobiliare, quei 2,40 non esistono più. Quindi ripeto, in quel caso, quando si vende, si fa la firma e si hanno i soldi sul conto, solo in quel momento si può parlare di aver guadagnato. Tanto è vero che si dice i conti si fanno alla fine. Sì. Pubblicità. Sì, perché tutto il nostro territorio era fatto di campi. E chi lavorava nei campi? Anche adesso? Chi lavorava nei campi, è un po' meno perché adesso è cementificato, Esatto, è più centri diverso. commerciali che Però campi. fatalità sono campi. Io l'altro giorno raccontavo che sono andata su un paesino, non ho fatto il nome, sennò chissà cosa, dopo i ragazzi del Negro, chissà cosa che mi capita se dico il nome. A un certo momento sono arrivata su questo paesino alle porte di Treviso, no, tanto lontano. Ho detto aiuto, dove sono arrivata? Ho sbagliato strada. Una montagna di centro commerciale enorme che ti avvolge proprio, ma enorme, enorme. E poi guardo, cos'è sta roba? Scritte che non capisci niente, cosa c'è dentro, cosa vendono. Ma chi vendono? La popolazione diminuisce, ok? Potere d'acquisto, basta sentire i numeri, cala. La povertà aumenta. Persone, famiglie, io ho il banco alimentare, con 2 stipendi non ce la fanno. Questi continuano a fare colate di cemento. Comunque Dove, sono in calma, crisi, non importa, ma intanto c'è la colata, passerà, tanto l'ho fatto, i soldi sono in tasca a qualcuno, chi è legato, chi se ne frega, è stato venduto, chi è legato, tu hai detto prima che bisogna alla fine, i conti loro li hanno fatti e quelle strade là servivano per fare le bretelle, per collegarsi, reticolato romano, parla chiaro cosa facevano una volta per spostarsi, la cultura che c'era. Adesso cosa hanno fatto? Intanto hanno buttato la colata di cemento, intanto hanno venduto, hanno preso i soldi, hanno venduto, non l'ha venduto e noi non sappiamo quando usciamo di casa più dove girare perché siamo completamente bloccati, basta vedere adesso che fanno i lavori, tu giri, code dappertutto, non sai più dove andare, strade strette da carretti e cavalli dove sono le zone industriali, dove passano dei tiri in mezzo alle case incredibili, però cosa hanno fatto? Hanno fatto dei caselli autostradali dove non passa nessuno. Dove non passa nessuno. È la terza volta che mi cade, dico, ma scusa un attimo. E sul raggio del casello cosa si doveva fare? E sul raggio del casello, cioè, ma non siamo mica cretini. Però i campi danno risposta. Chi lavorava nei campi? Chi lavorava nei campi? Dove è andato che l'ha spiegato molto bene? Ma quello è. Cioè, se non facciamo il cambiamento culturale, chissà fra quanto, io ho fiducia nei giovani, ci credo tanto, devo dire la verità, anche perché sono ottimisti, penso prima o dopo, bisogna fare come i cinesi, non passerà sto nemico davanti, no, possibile non resterà mia in eterno, perché il futuro è nelle loro mani, non è nelle mani sue, prima o dopo passerà sta gente. Certo. Il problema è che la sanno raccontare, e a chi la raccontano? A quelli che ho appena spiegato adesso, che ci credono, perché questa è la loro cultura, è credere, perché si fidavano, una volta andavano in banca con la stretta di mano
e si fidavano. E vendevano gli animali con la stretta di mano, ma continua così. Invece non è più come una volta, Isaac aspetta per fregarli. Tu metti i soldi in banca, mettili, o in posta, chissà un domani. Parco vuoi, porto via tutto. Attenzione, perché può succedere, è già successo. Bertuola, dove siamo sicuri? Da nessuna parte. Perché può arrivare il pazzo che schiaccia un bottone e ti arriva l'atomica. Quando sei sicuro? Con chi sei sicuro nel 2026? Ma con chi sei sicuro? E i giovani l'hanno capito, perché io li ho intervistati qua e sai cosa mi hanno detto? L'intelligenza artificiale, la sappiamo adoperare, come? Altro che non la sanno adoperare. Certo. Però ci fa anche paura, perché può andare nelle mani sbagliate, loro l'hanno detto, e questo lo temiamo. Perché può distruggere. Bertuola. Su questo c'è un tema grande che sta anche dentro a tutto quello che abbiamo detto prima, ed è il tema di come noi creiamo ricchezza, no? E se noi guardiamo o immaginiamo una situazione in cui la tecnologia toglie il lavoro di mezzo dalla creazione della ricchezza, no? Noi ci troviamo comunque sparigliati, disorientati rispetto a quelle che sono le regole che abbiamo. Prima parlavamo di povertà. Allora, se effettivamente il salario non viene più generato attraverso il rispetto delle norme, la contrattazione, insomma tutto quello che noi abbiamo conosciuto in questi anni, che doveva, non sempre l'ha fatto, ma doveva generare quella che era la sostenibilità delle persone. Cioè il salario per Costituzione dovrebbe servire a questo, a una vita dignitosa di una persona. Cosa vuol dire vita dignitosa? Lo devono dire le leggi e poi i contratti settore per settore. Se noi immaginiamo che questa ricchezza venga generata dalle macchine e una parte di azienda, di personale dell'azienda viene mandato a casa, noi in che modo possiamo immaginare di redistribuire la ricchezza? Perché non è solo la ricchezza delle singole persone, è anche quello che serve, perché la ricchezza, il salario delle persone serve anche per mantenere i sistemi di welfare. Prima parlavamo di sanità, di previdenza, di scuola. Ecco, se questa ricchezza viene accumulata da alcuni potentati o da poche persone, è evidente che noi ci troviamo in un cortocircuito in cui ci narrano che tutto è interessante e bello e dall'altra parte noi ci troviamo nelle tasche delle situazioni particolari. Cioè se io devo chiudere un contratto, io faccio questo di lavoro e mi trovo di fronte un imprenditore, cioè mi trovo di fronte la persona che risponde, io posso contrattare, ma se io mi trovo di fronte a un fondo, il fondo non parla, non dialoga, il fondo ti fa vedere un numero, deve ritornare quel numero e non gli interessa che il dipendente prenda 100 in più o 100 in meno. All'imprenditore sì, perché sa che 100 più o 100 in meno significa tenersi il personale, valorizzarlo, qualificarlo, in qualche maniera quindi anche creare un sistema che sia di sviluppo e di sostenibilità. Ma al fondo non gli interessa, eppure al cittadino quel fondo interessa perché gli rende. Allora, su questo circuito le narrazioni devono essere molto chiare, perché se no andiamo in quel cortocircuito in cui il singolo cittadino, tutti noi, crediamo che questo sia sviluppo e in realtà questo non è sviluppo. Questo è un problema molto più serio. Siamo già in situazioni di oligopoli pericolosi. Allora, parliamo di salari. Lei ha detto che il salario delle persone serviva anche a far funzionare il paese, a riqualificarlo. Infatti noi pagavamo il GESCAL sulla busta paga. Cosa serviva il GESCAL? Serviva a fare le case per le persone che erano in difficoltà, giusto? Certo. Perfetto. Tutti quanti lo abbiamo pagato, almeno chi ha lavorato, se lo trovava nella busta paga, nessuno diceva niente, perché era un buon fine. Tutti avremmo avuto, forse, o anche sfortuna, di aver bisogno magari di quella casa e perciò si pagava tranquillamente. E qua ti voglio adesso. Cosa è successo? Che quelle case nostre, pagate coi nostri soldi, sono state vendute. Anche gestite male. E gestite male, ma soprattutto vendute a chi? A persone che potevano tranquillamente prendersi un altro appartamento in affitto o comprarsi un altro appartamento con il mutuo
Invece l'hanno acquistato con dei prezzi bassissimi, senza chiedere niente a nessuno. E chi sono stati? I politici di turno. Solo che c'è un grande problema, che i soldi erano nostri e loro dovevano chiedere a noi. Ecco dove andava fatto un referendum. Là noi dobbiamo dire la nostra, perché sono soldi nostri, non sono soldi loro. Gli ATER commissariati, e non abbiamo mai saputo la verità su nessun ATER commissariato, il perché, per cosa, per come, perché la patata se la anzi no, la torta, altro che patata, la torta se la sono gestita nel silenzio totale di tutta la politica. Nessuno ha mai spiegato questo. Ma come? Tu vendi una cosa mia perché è anche mia, perché l'ho pagata, con i soldi del mio lavoro, del mio sudore. E soprattutto lavori veramente pesanti, snervanti. Questi se la sono fatta e se la sono godute. Adesso cosa ci troviamo? Che quelle case, perché abbiamo avuto il boom quando c'era la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, l'operaio andava a casa con 2 milioni al mese, ricordiamocelo, nel bene e nel male stava bene, non stava male, lavorava ma gli avevano fatto lo specchietto che andava benissimo e lui ci credeva, 3 televisioni, 2 macchine, avanti. Però adesso ci mancano quelle case che dovevano essere ristrutturate continuamente, servono a quello, non gli ATER. A rivedere, ecco, a reinvestire perché i soldi c'erano, ci ritroviamo senza case. Se posso dire una cosa su questo. Il concetto della casa popolare, della casa pubblica è stato molto ben recepito in Italia fino a un certo punto, nel senso che si era capito appunto che c'erano persone che non potevano permettersi di comprare una casa e neanche di pagare un affitto, e per lo sviluppo dell'intera comunità era utile appunto questo aiuto collettivo a persone che erano in un temporaneo momento di difficoltà. Sono stati fatti 2 grossissimi errori negli anni, poi ce ne sono stati fatti una montagna, però diciamo i 2 principali sono questi. Il primo errore è stato quello che la maggior parte delle persone che sono entrate in queste case hanno considerato quella casa una loro proprietà, sì. E anche quando poi si sono ritrovate in una condizione di reddito decisamente diversa e più abbiente sono rimaste lì, e le regole gli hanno permesso questo. Quindi questo è il primo problema, grossissimo, perché lì bisognava che fosse chiaro a tutti e principalmente alle persone che ci abitavano che nel momento in cui si fossero trovate in una condizione migliore si sarebbero dovute allontanare da quella casa, cosa che non è mai avvenuta. Il secondo problema è stata la gestione da parte di ATER o di altre sigle, sì, anti-enti, che nel tempo hanno preso il denaro che serviva a fare tutto quello che era previsto, quindi ristrutturare, tenere in manutenzione, tutto era previsto che fosse di un certo costo e fatto in un certo modo. Soltanto che questi enti sono diventati degli stipendifici, lo dico così molto chiaramente, cioè dove si arrivano 3 persone ne sono arrivate 6, 9, 12, quindi persone che erano lì messi dal politico di turno a fare niente, ok? E quindi poi se i soldi vengono utilizzati per gli stipendi non possono essere utilizzati per riparare il buco o la perdita del tubo dell'acqua. Nel tempo poi sono accadute ancora situazioni più gravi, cioè se in un complesso di 100 unità abitative si rompe il tubo dell'acqua principale e l'ente non interviene magari uno degli inquilini che a quel punto diventa il caporale, perché io ho messo a posto per tutti l'acqua oppure ho agganciato la linea elettrica al pilone e non faccio pagare la bolletta a nessuno, ma o meglio la faccio pagare a me stesso, quindi questo poi causa anche delle distorsioni che arrivano ad eccessi di questo genere. Per la verità è successo soprattutto nel sud Italia, ma anche da noi, sappiatelo, che non è che da noi non si siano mai agganciati alla linea elettrica, ecco. Quindi questo è successo, cioè la politica è rimasta ferma e zitta perché faceva comodo avere delle entità che permettessero loro di piazzare persone, quindi di creare bacini di voti, e poi il resto lo risolverà chi verrà dopo. Ecco, quando si crea un problema
e si pensa che verrà risolto, ed è lo stesso identico principio con il quale sono stati mandati in pensione milioni di persone in un tempo scorretto, perché abbiamo milioni e milioni di pensionati che sono andati in pensione a 40 anni, a 45, a 50, a 55, che stavano nell'istruzione, nelle forze armate e in tanti altri mestieri, che sono andati in pensione negli anni 70, 80 e 90 a un'età indegna, indecorosa. Fermati perché abbiamo Giulia da Venezia, vai Giulia! Ciao cara Mirella, ciao. Buongiorno a tutti, anche i tuoi cari ospiti che hai là. Allora io, Mirella, volevo dire solo una frase a riguardo dei giovani. I giovani sono bravi, Mirella, perché vedono un brutto futuro per loro, però non vogliono essere sfruttati. E non è che sono seduti nel divano, Mirella, anzi... Speriamo che la prendano in mano loro questa situazione qua, perché sicuramente, come dici tu, spero che la prendano in mano i giovani. E poi Mirella, mi tengo il tempo che mi dai e ti ringrazio per i saluti. Allora Mirella, io volevo dirti che tu sei una persona che ha dato dignità e aiuto a molte famiglie, a tante persone, Mirella. E siccome non li posso salutare tutti, la grande famiglia di Rete Veneta, allora io saluto qualcuna, per esempio la mamma Iole, con quel figlio che ha da accudire, Mirella. Romano. Quando sei intervenuta non si tira fuori un ragno dal muro, se non ci fossi tu, Mirella. E poi tutti gli ammalati, quelli che stanno facendo le cure, che riescano a guarire e trovare la guarigione. E dopo, Mirella, sì, come dico, non li posso salutare tutti. Sì, la signora Nadia, la signora Sandra, il signor quello da Venezia. Rinaldo. Ma tutti quanti, Mirella, perché è una grande famiglia e quando non ci sentiamo, Mirella, ci preoccupiamo. E ti faccio, Mirella, le buone vacanze che te le meriti tutti, perché nell'arco dell'anno non sei mai mancata un giorno, cara Mirella. E non so più cosa dire, perché Mirella, saluto tutti i ragazzi che rispondono al telefono, che sono gentilissimi, sì. I tuoi, quelli del banco. I volontari. Grazie cara Giulia, anche io ti do un grande abbraccio, grazie per le parole, veramente siete la mia benzina, io sarò il motore ma voi siete la mia benzina, perciò veramente vi ringrazio tutti e grande Giulia, un grande abbraccio. Bertuola, come chiudiamo? Io penso che da tanto tempo, insomma questa è la mia idea fissa, è il motivo per cui anche sto da tanto tempo volontariamente a fare il lavoro su Partecipare il Presente, che bisogna abituarci tutti a stare dentro alla complessità. Stare dentro alla complessità vuol dire intanto stare insieme, imparare a stare insieme e non andare per strade solitarie che poi portano solo a soluzioni parziali, E la complessità significa anche capire qual è la sintesi che bisogna fare della propria idea su un problema insieme a quella degli altri. Cioè, se noi avessimo solo la soluzione degli industriali, per dire, no? Che c'è stata negli anni, che era quella che chi lavorava nella mia azienda io gli procuravo una casa, ma nel caso in cui quella persona in un mercato del lavoro come questo, molto flessibile, dove uno per un certo periodo sta in un'azienda, poi va in un'altra, il mercato del lavoro è questo, non è più lo sappiamo, insomma, non è più il mercato in cui io iniziavo la mia carriera in un'azienda e finivo in quell'azienda.
è una risposta, lo può essere, ma è una risposta parziale. Il problema vero, per dire il tema della casa, me ne potremmo dire tanti altri, è una risposta che sia una risposta integrata, cioè pubblica. Per esempio, se sul problema delle case ci fosse una situazione di gestione dei privati fatta anche assieme al mondo del volontariato che accompagni l'integrazione e quindi dia fiducia a chi ha una casa, la tiene chiusa per paura, ok? Però se ha un'associazione alle spalle che garantisce non solo da un punto di vista economico quello che accadrà, ma anche l'integrazione in un determinato tessuto urbano, in una determinata comunità, e se questo avvenisse appunto per piccoli gruppi, che è quello che di fatto in maniera molto carsica sta avvenendo, perché la maggior parte dei lavoratori stranieri comunque trova una casa e si integra nelle comunità. E si appoggia al mondo del volontariato. E si appoggia poi, ecco, ma se questo fosse più organico, più sistematico, io credo che sarebbe importante. Ma è là il problema. Però il Bertola, ragionamento è proprio imparare, però il ragionamento su quello che dicevamo prima è proprio imparare a star dentro alla complessità. Sì, a fare squadra però, Bertuola, perché se continuiamo ognuno che fa il suo e basta, non andiamo da nessuna parte, perché ci vuole la casa, ci vuole l'accompagnamento, ci vuole l'ascolto, ci vuole la sanità, allora ci mettiamo tutto, però se ognuno qua nel Veneto, soprattutto nel Veneto, non si intende di fare squadra perché ognuno si sente il re e il principino, e questo sta succedendo nel mondo del volontariato, basta vedere i nomi quali sono, dove girano tanti soldi, sempre comunque solo là, dove c'è un mondo che gira attorno, che non riceve la tentazione di credere di essere per i fatti propri è quello che impedisce qualsiasi ragionamento serio. Chiegato, come chiudi? Ma io volevo chiudere con una cosa più leggera, se posso. Volevo ricordare a tutti di bere un po' di vino bianco stamattina. Hai ragione, il 1° agosto, hai ragione, me l'ero dimenticata, i vecchi di una volta qua, e mia nonna mi bagnava le labbra col dito. Sì, un goccio. Bravo. Beh, anche un bicchiere. Sì, è una vecchia tradizione che risale addirittura al XII secolo, è una leggenda che forse era vera, forse no, chi lo sa. Praticamente c'era la regina d'Ungheria che stava attraversando i nostri territori qua di Treviso e si sentì male, probabilmente aveva la malaria, e in un convento le diedero del vino bianco, questo racconta la leggenda, e guarì improvvisamente. Per cui, siccome è una tradizione, visto che non ci manca il vino bianco, porta vero? bene, prendete un goccio di vino bianco adesso che siete a casa e bevetelo, che tanto non fa male. Bianco, mi raccomando, tanto non manca, credo. No, non manca proprio. Grazie, pubblicità. Prima di presentare i graditi ospiti, ma devo finire questo libro, devo leggerlo perché ormai siamo alla fine, so che ci tenete a casa. Continuiamo. Poi la tavolata lunghissima di amici lungo il vigneto, fronte villa a Camilone, le foto con sfondo panoramico sulle colline. Immancabile quella scattata di fronte all'Open dedicato alla Junker, all'aeroporto Unicelli, a quel solido rapporto di quel tempo. La Magnum Internazionale del Consorzio del Prosecco, Conegliano Valdobbiadene di OCG, che campeggia assieme alla torta in mezzo al cerchio e alla grande H bianca. Il pianoforte a coda con cui Leon eseguirà nuovamente quel brano che suonò esattamente 2 anni prima e che sarà dedicato ancora a suo nonno, in lui onnipresente. I regali di nozze, di cui uno particolarmente apprezzato, la catena di amici che si sono uniti e hanno prenotato i 15 minuti di elicottero per portare gli sposi dall'aeroporto del Lido di Venezia a Camilone. Così avrebbero rivissuto il ricordo di quel loro primo volo. È una radiosa giornata d'estate. Gli sposi si sentono parte di un sogno dove manca solo di sentirsi sollevare da terra, e questo sta per avvenire. Leon prova la stessa euforia di quel giorno in cui avevano staccato le ruote dello Junkers A60 dal prato rasato di quella piccola aviosuperficie lontana per far volare fino a Venezia.
Ora Leon stava invece per staccare da terra i suoi piedi assieme a quelli di Alessia per volare a vista verso il loro futuro insieme. Avrebbero pilotato insieme. L'elicottero adesso è lì davanti a loro ad aspettarli col portellone scorrevole spalancato. L'abito da sposa corto era stato pensato e voluto da Alessia perché fosse agevole salire e scendere. Bellissimo decolare e vedere sotto di loro la terrazza ancora piena di amici, allontanarsi un attimo dopo Venezia sotto di loro. Pochi minuti ed ecco ben visibile Camilone e la piazzola rotonda verdissima su cui campeggia il grande cerchio e l'H bianca. La piscina, il borghetto e tante persone che si sbracciano sventolando i fazzoletti. Pochi istanti per atterrare, stavolta spegnere il motore e a portellone riaperto trovare quel profumo di 2 anni prima, quell'atmosfera tutta particolare e l'ovazione di tante persone sorridenti pronte ad abbracciarli. Ci fermiamo qui, ma prometto che ve lo leggo tutto. Per salutare i gratitissimi ospiti abbiamo l'avvocato Maria Stella Di Bartolo, presidente Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso. Grazie Maria Stella di essere qui, veramente grazie. Saluto anche Giacomo Mambriani, educatore Associazione Maschile e Plurale. Grazie anche lei Mambriani di essere qui. Sto leggendo questo bel libro che parla di valori, che parla di amore, che parla veramente di questo miracolo che è l'unione tra 2 persone e poi vedremo come andrà a finire. Però partirei proprio da Maria Stella Di Bartolo. Allora, che bello il fidanzamento, prima poi l'innamoramento, il matrimonio e dopo succede l'incredibile anche con la convivenza. Che numeri ci sono, Maria Stella, di queste donne che veramente non ce la fanno più, perché noi ne sentiamo tutti i giorni, nonostante l'informazione, nonostante i centri, siamo presi veramente male. Cosa ci racconti? Prego Maria Stella Di Bartolo. Allora, intanto buongiorno a tutti e ringrazio per l'invito e per la costante sensibilità che dimostrate nel tenere l'attenzione puntata sul fenomeno della violenza di genere. Allora, io posso darti già i dati che vedono che abbiamo inviato alla Regione Veneto relativi al primo semestre del 2026. Allora, per quanto riguarda le donne che hanno contattato il telefono rosa, abbiamo avuto 227 contatti, di cui donne nuove prese in carico 95 totali. Attualmente come primo semestre del 2026 ne abbiamo 153. In più ci sono 66 minori, cioè figli di donne, delle nostre donne prese in carico. Sono numeri che cominciano a essere importanti, consideriamo che questi arrivano solo al 31 di luglio, quindi abbiamo un altro semestre da valutare. Comunque siamo solo uno dei 5 centri della provincia di Treviso, quindi evidentemente i numeri sono moltiplicati per quelli che siamo e qua parliamo di donne che chiedono aiuto. Poi ci sono anche donne che chiedono direttamente aiuto alle forze dell'ordine piuttosto che all'ULS o ai servizi sociali, quindi siamo sempre su numeri consistenti. Cosa dire? Non vi è una grande trend in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Siamo più o meno sempre sugli stessi numeri, con qualche avanzamento in più. Presidente, quello però che mi spaventa, e lo dicevo anche prima, non è che non riusciamo a fare quel cambiamento culturale, specialmente gli uomini, sesso maschile, perché le origini, le radici profonde le hanno ancora e sono radici che vanno dentro la terra, nel profondo della terra, da là veniamo. E non c'è questo cambiamento culturale, perché la donna, la figura femminile, è vista ancora come un qualcosa, un oggetto, un possesso, un qualcosa da non valorizzare ma da segare,
completamente, se dà fastidio. Non è che siamo quelli poi alla radice, ecco, questa terra che viene fuori sempre, questa cultura che manca, specialmente nell'evoluzione maschile. Sentiamo cosa ne pensa anche Giacomo Mambriani, ecco, maschile e plurale. Mambriani cosa dice? Questa terra che esce e che lo dimostra proprio nei fatti, perché la cultura manca, la cultura vuol dire rispetto. Vuol dire capire chi hai di fronte, confrontarsi. Invece la cultura, le radici sono quelle e riemergono sempre. Prego Mambriani. Allora, anch'io intanto ringrazio per l'invito e per l'attenzione che date a questo tema fondamentale. Io non so sinceramente se chiamarla diciamo terra nel senso di natura o cultura. L'origine del problema, se io pensassi che gli uomini per natura sono prevaricatori e violenti, non starei facendo da anni quello che faccio nell'Associazione Maschile Plurale, o non frequenterei il gruppo di condivisione maschile a Verona, di cui faccio parte ormai da più di 20 anni. Quindi il mio impegno è legato alla fiducia della possibilità di cambiamento degli uomini, del maschile. È un cambiamento sicuramente difficile, faticoso, ma qualche spiraglio di speranza c'è. Purtroppo i numeri che riferiva la Presidente del Telefono Rosa sono sempre quelli o addirittura in aumento, quindi questo rischia di toglierci la fiducia nel futuro e la fiducia in un cambiamento soprattutto maschile. Dal mio osservatorio sul maschile qualche spiraglio di speranza, dicevo, c'è, perché il numero di uomini che sente il bisogno di una trasformazione, di un cambiamento e di avere delle relazioni con le donne, ma anche in generale con gli altri uomini, delle relazioni più appaganti, più sincere, più felici, sta aumentando, sta cambiando anche il modo di essere padri, stanno cambiando tante cose. Questo però fa ancora fatica a vedersi, per esempio nei numeri, purtroppo, che sono ancora impressionanti. Vi dico questo, che per esempio il numero di gruppi maschili di condivisione in cui ci si parla tra di noi, si riflette sul nostro modo di essere maschi, sul problema della violenza, e il numero di persone e di gruppi in Italia sta aumentando costantemente negli ultimi anni. Certo, sono numeri ancora piccoli purtroppo, però adesso per esempio si affacciano anche dei ragazzi più giovani che hanno delle modalità diverse dalle nostre, da quella per esempio del gruppo di cui faccio parte a Verona, cioè si vedono anche online, quindi questo permette anche di raggiungere numeri più grandi di persone. È una scommessa difficile, sicuramente una trasformazione complessa per ogni uomo, ma è possibile e soprattutto porta gli uomini stessi a stare meglio, perché il problema della violenza sulle donne, la radice di questo problema è un malessere, una sofferenza maschile, una rabbia maschile non nominata, invisibile da un certo punto di vista anche agli stessi uomini, che produce quegli esiti terribili. Quindi lavorare su questo disagio, questa sofferenza e questa rabbia maschile per farla diventare consapevole, farla emergere e parlarne insieme è un lavoro fondamentale, che è quello che cerchiamo di fare sia personalmente che come collettivo dell'Associazione Maschile Plurale. Sa cosa mi viene da dire, Mambriani? Auguri e figli maschi. Mi viene questa frase qua, proprio mi viene, avvocato, presidente. Vorrei aggiungere un aspetto che in questi anni noi registriamo. È cambiato molto il ruolo della donna e come la donna si sente
La donna adesso ha più aspettative di carriera, vuole studiare, vuole formarsi, e questa sua progressiva realizzazione di indipendenza comporta una difficoltà di comprendere da parte del maschile, che ha quelle difficoltà che rappresentava il collega del maschile plurale nella gestione del rapporto con la donna, anche perché vi è sempre una cultura intrisa più che di stereotipo, quindi l'uomo deve essere per forza forte, non può accettare che la donna non si occupi della cura delle persone, della casa, dei figli. Non è più così, e se non si ha una capacità di riconoscere le proprie emozioni, e quindi un importante lavoro va fatto sulla educazione, sull'affettività, le frustrazioni nel non trovarsi più in ruoli chiari definiti, è facile che sfoci poi quando ci sono appunto fragilità, in rabbia e in frustrazione e poi violenza. Quindi è cambiato fondamentalmente il ruolo della donna. Anche perché quello che vediamo però, Mambriani, lei ha detto i giovani sono bravi, stanno facendo anche loro un cambiamento, però io guardo i numeri, nel senso che noi non dobbiamo guardare quelli che si comportano bene, noi dobbiamo guardare quelli che si comportano male. E per uccidere una persona ne basta uno, non è che ne servano tantissimi. E questi ragazzini che girano coi coltelli, che hanno questa rabbia così violenta e la stanno dimostrando, a me fa molta paura. Fa molta paura perché loro non sanno cosa stanno facendo. Cioè nel momento che io ho più paura, per dirle, di un ragazzino di 14 anni col coltello che no con un delinquente affermato, perché almeno quello sa. Il ragazzino non sa, il ragazzino va a caso, il ragazzino colpisce. E se noi continuiamo a non ascoltare quelli che dovrebbero riprendere in mano il loro percorso di vita, e ce lo stanno dicendo, lo stanno urlando, noi non riusciremo a fare quel cambiamento che lei sta dicendo. Perché ne troveremo sempre qualcuno, e ne basta uno nella nostra vita. Non è che una donna deve trovarne chissà quanti, ne basta uno. Allora per voi, uomini, sarebbe tempo di accelerare ancora di più, perché noi donne il nostro l'abbiamo fatto tutto il giorno, lo facciamo, siamo in prima linea tutto il giorno, ma con dei numeri che veramente sono numeri importanti, di donne ammalate, di donne seviziate, torturate, eppure che cercano di mettere quella goccia nel mare per cambiare l'oceano e di farlo diventare pulito. Non vedo che voi lo fate. Sì, giustamente lei dite qualcosa si sta facendo, è vero, ma non basta, Mambriani, perché i numeri che dice la Presidente nel 2026, con tutto quello che abbiamo detto, abbiamo fatto, abbiamo cercato di far capire, non tornano i numeri, non tornano i numeri, ma a parte la morte, la violenza, 40, 50 coltellate, 30, sfigurate, massacrate, tagliate a pezzi. Capisce che c'è qualcosa che non gira, per questo ho detto la terra, questa cultura profonda che non riusciamo a togliere, anche qua nel profondo nord, perché ci sarà anche il profondo sud, ma abbiamo un profondo nord maschile qua a Mambriani che non ne veniamo fuori, e i ragazzi lo stanno sentendo. E questi comportamenti anche a livello parlamentare, nelle aule dove ci dovrebbe essere la massima etica e il massimo rispetto, vedi che la fanno gli uomini, non la donna. Non c'è l'onorevole o la senatrice, è sempre il maschio, la figura maschile che fa questi comportamenti, quello che dovrebbe dare l'esempio, perché è marito, è fidanzato, è figlio, è nipote. Capisce Mambriani che non ci siamo proprio, prego. Sono d'accordo, purtroppo sono d'accordo con te Mirella, le cose non vanno bene, anzi vanno molto male.
e la catena della violenza si perpetua. Si tratta di interrompere questa catena, e questi giovani col coltello fanno paura a tutti, fanno paura anche a me naturalmente, però questi giovani che cercano di darsi un'immagine di forza e di sicurezza seguendo proprio lo stereotipo classico del maschile, in realtà sono i più fragili di tutti, sono vulnerabili, tanto che senza il coltello non si sentono nessuno e cercano di farsi ascoltare, di farsi rispettare, probabilmente perché nella loro vita hanno avuto degli esempi su questa falsariga e non sono stati rispettati e cercano di farsi rispettare. Mambriani, ma dov'è il maschio alfa? Mambriani, ma dov'è il maschio alfa? È il genitore il maschio alfa. È lui che deve intervenire, è il maschio alfa che deve intervenire con questi ragazzi. Non è cioè la donna, io sono dell'idea, e l'ha detto proprio una donna che ha perso il figlio, Mambriani, qui in studio da me. Ha detto che lei ha perso un figlio che si è suicidato. Ha detto fino ai 10 anni, poi vorrei sentire anche l'avvocato, la presidente Maria Stella Di Barto, ha detto fino a 10 anni, 11 anni, noi siamo veramente primarie nell'educazione del figlio, c'è niente da fare. Dai 10 anni in poi la figura, il figlio o la figlia, ha bisogno del maschio, del padre. È un altro percorso, lo dobbiamo fare assieme, certo che sì, però ci deve essere anche lui, soprattutto lui da quell'età. Condividi, Maria Stella? Allora, mi è capitato. Allora, io sono un avvocato, quindi non ho pretese di fare considerazioni di natura psicologica o sociologica. Quello che posso dire è questo. Essere, per esempio, vittime di violenza è perché probabilmente nella nostra educazione c'è stato trasmesso che le cose devono rimanere in famiglia, spesso succede che siano le famiglie stesse delle donne vittime di violenza che in un certo senso gli dicono ma no, lascia perdere, sono cose che succedono fra marito e moglie, che figura vuoi andare a fare, eccetera. Per cui quello che sicuramente è rilevabile è come l'imprinting familiare o l'esempio della famiglia da cui si proviene o del contesto sociale da cui si proviene è importante. Quando sono 2-25 novembre, che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, siamo state ospiti alla sezione minorile del carcere di Treviso. Bene, la cosa che abbiamo potuto realizzare concretamente è che il 90% dei ragazzi che erano detenuti erano vittime a loro volta di un contesto violento, perché figli di una famiglia dove c'era il maltrattante padre e a loro volta hanno commesso fatti di violenza nei confronti delle donne, per cui sicuramente c'è una radice culturale e di modelli educativi disfunzionali. Per questo io batto sempre sul tasto dolente della educazione affettiva, perché è vero che l'educazione parte dalla famiglia, però credo che siamo arrivati in un periodo storico in cui dobbiamo intervenire il più possibile per aiutare i nostri giovani a riconoscere le proprie emozioni e imparare a gestire le proprie emozioni in modo non violento, spiegando e conoscendo quello che succede fra le persone e insegnandoli a mantenere i rapporti personali su un ambito di rispetto, per quanto anche il conflitto
che è una cosa diversa dalla violenza e al quale si può dare anche una valenza di imparare a crescere, a gestire le situazioni di difficoltà, si gestisce in un certo modo e non aggredendo e usando le mani, offendendo, violentando e via discorrendo. È tutto diverso. Abbiamo Paola da Vittorio Veneto. Vai Paola. Buongiorno Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, anche oggi un tema molto ma molto scabroso. Allora, per me, secondo me, tutto avviene a causa dei rapporti che ci sono nelle famiglie, tra papà e mamma. Se tra papà e mamma c'è sincerità, c'è libertà, cioè ognuno non dà all'altro l'occasione di pensare a un tradimento, di pensare a una distrazione, tutto procede bene perché non c'è nessun motivo di essere gelosi uno dell'altro e quindi i figli questo lo sentono. Nel mio caso, per esempio, io sono figlia unica, però nella famiglia di mamma era successo a una sorella di aver avuto un rapporto con una persona e da cui era nata una figlia. Però questa figlia, bene o male, è stata tirata su dai nonni, dagli zii, dalle zie, da tutti quanti, perché la famiglia allora era allargata. Quando poi io sono diventata più grande, ho capito che nell'ultimo anno della scuola superiore una mia amica era proprio ormai alla fine di una gravidanza. Non so se sia stato un bene o un male, però io mi sono immedesimata in quella situazione. Se toccasse a me, tutti i miei sogni andrebbero in fumo. Il giorno d'oggi, Mirella, il ragazzo che ha tante ragazze è un macio. La ragazza che ha tanti ragazzi è una poco di buono. Ma non è così. I genitori, se sono genitori responsabili, devono pensare soprattutto alla educazione dei maschi più che delle femmine, perché la peggio fra maschi e femmine, la peggio situazione tocca sempre alla ragazza. Siamo esseri pensanti, quindi a un certo punto la nostra vita è stata come una scala, a ogni età uno scalino, senza bruciare le tappe come fanno adesso. Già alle elementari e al fidanzatino si può avere una simpatia, alle medie si può avere qualcosa in più, però sempre con il rispetto della persona che hai davanti, non prevaricando e andando avanti come già sei un adulto. A 18-20 anni sono già come persone più che esperte e succede quello che succede. Quindi, secondo me, bisognerebbe proprio che i genitori facessero questo sforzo, soprattutto quando hanno figli maschi. Io con i miei l'ho fatto. E il papà naturalmente molto importante anche lui, perché è molto importante anche lui. Però se il rapporto è buono fra i genitori non possono uscire dei figli in questo genere. Questo secondo me è poco ma sicuro. Ecco. Grazie Paola. Grazie cara Paola, grazie veramente per quello che hai detto. Sentiamo ecco come lo commenta Giacomo Mambriani. Allora Mambriani, come commentiamo anche questa telefonata che abbiamo sentito? Prego. Certo, sono d'accordo anch'io che la relazione tra il padre e la madre è fondamentale, anche con quello che diceva la Presidente del Telefono Rosa, cioè per esempio la capacità di confliggere, cioè litigare banalmente, imparare a litigare, imparare a dire le proprie ragioni, a farsi capire dall'altro, esprimendo le proprie emozioni e trovando delle mediazioni. Questa è una capacità che va allenata, si impara con l'esperienza, bisognerebbe praticarla anche nelle scuole e per questo sono d'accordo che l'educazione è un tema fondamentale. La scuola ha una grande responsabilità, dovrebbe prendersi una grande responsabilità di intervenire anche in questo campo con l'educazione affettiva, l'educazione alle emozioni, al comunicare, no? Al linguaggio e alla risoluzione non violenta dei conflitti che sempre nelle relazioni, nei gruppi, nelle comunità emergono inevitabilmente
e dobbiamo imparare tutti quanti, uomini e donne, a gestirli esprimendo noi stessi. Ma Mambriani, scusa, ma se il ministro non vuole sentir parlare di sessualità a scuola, se questo professore avrebbe voglia anche di inserirsi nel contesto che stiamo discutendo, ma la legge lo vieta, perché dobbiamo avere i genitori che sono d'accordo, dobbiamo tutelare questo minore che il sesso lo vive già a 12 anni, il sesso, la droga, qual è il problema? Però, ecco, scusa Mirella, adesso ti do subito la parola. Non è che forse c'è qualcuno che impedisce proprio alla scuola, che è dove veramente il ragazzo apprende di più, perché se la famiglia non c'è si spera che ci sia la scuola, si fa fatica a far capire l'importanza di avere degli educatori preparati su questo tema. Prego Presidente. Scusami, io questo volevo dire, ma noi qua addirittura stiamo parlando ancora prima, stiamo parlando di riconoscere le proprie emozioni, che siamo già ancora prima di parlare di sessualità. Noi dobbiamo capire cosa proviamo, il dolore, la rabbia, la gioia. Ancora probabilmente i nostri giovani sono in difficoltà a riconoscere queste sensazioni, queste emozioni. Dopo parliamo di sessualità e su questo è difficile entrare, è un tema molto, molto delicato e che espone a moltissime censure, questioni, soprattutto se si considera che all'interno di un centro antiviolenza noi abbiamo la cartina di tornasole di quella che è poi l'approccio sessuale patologico. Ecco. Quindi parliamo ancora prima di emozioni, di conoscere quello che proviamo in date situazioni. Ho capito, ma siccome non si fa, e a 12 anni si parla già di fidanzatino, cioè 11 anni già di fidanzatino, e io mi domando con chi dobbiamo parlare. Nasciamo tutti nudi, però guai parlare di sesso. Nelle chiese entriamo, sono tutti nudi, però guai parlare di sesso, ma fanno fatica gli stessi genitori, anche se sono giovani, a parlare di questo con i loro ragazzi. Lo dicono qui i ragazzi. Guai a casa a parlare di queste cose. Quanti anni ha tua mamma e tuo papà? Sono giovani. Ecco Mambriani, qual è questo problema? Che non si riesce ad affrontare il problema sesso con i propri figli. La Presidente diceva l'emozione, ma il sesso è anche un'emozione. La devi provare però nella maniera corretta e nella maniera giusta. È questo il grande problema. I ragazzi non si emozionano, sì, ma non è mica colpa loro, c'è qualcuno che ha sbagliato dall'inizio. Prego Mambriani. Allora, che la nostra società, la nostra civiltà abbia un problema con la sessualità è sicuro ed evidente. Da un lato ci arriva la sessualità da tutte le parti e sempre prima, come dicevi tu. Dall'altra però è un'immagine della sessualità molto spesso riduttiva, molto riduttiva e svilita. Quindi bisogna fare un percorso molto grosso sul tema della sessualità. Però il punto di partenza, anch'io sono d'accordo, passa prima dalla consapevolezza delle emozioni, dalla consapevolezza di sé. Ora, io ho lavorato una decina d'anni a scuola come educatore e mi sono accorto dolorosamente di questo semplicissimo fatto. La scuola non ascolta o ascolta pochissimo i bambini e i ragazzi. Il principio base, per esempio, della terapia psicologica, della psicoterapia, è il fatto che una persona possa parlare del suo vissuto, delle sue paure, delle sue fragilità e di quello che le succede in generale con le emozioni, possa parlarne con qualcuno che lo ascolta e che magari è anche competente ed esperto di questo tema, che lo ascolta e parlando, cercando di spiegare il suo vissuto, rispondendo a delle domande sul suo vissuto, scopra delle parti di sé che fino a quel momento non conosceva. Ora, questo principio basilare, non c'è bisogno di andare in uno studio psicoterapeutico per farlo, questo si potrebbe fare
anche a scuola, con un altro setting, chiaro, ma bisogna ascoltarli, questi bambini e bambine, questi ragazzi e ragazze, bisogna ascoltarli, perché spesso hanno delle cose molto importanti da dire sul loro vissuto, sulle loro intuizioni e anche sulle loro paure e fragilità. Questo sarebbe rivoluzionario, perché la scuola, così come l'ho conosciuta io per una decina d'anni, ora poi ho cambiato settore, quindi da qualche anno non ci lavoro più, ma come l'ho conosciuta io, purtroppo non riesce ad ascoltare i ragazzi e le ragazze, a fargli spazio, e quindi non li sostiene in un percorso di crescita personale e nelle relazioni. Questo io credo che dobbiamo fare anche singolarmente come cittadini, come padri e madri, sollecitare sempre di più che il mondo della scuola risponda a questa necessità primaria della nostra società, perché abbiamo perso il senso della comunità. Ascoltavo la trasmissione prima del nostro intervento e sono dette delle cose importanti, cioè la perdita del senso della comunità, della fiducia nell'altro, della fiducia nel futuro, la necessità di imparare a stare insieme. Ecco, questo dovrebbe partire dalla scuola, quindi chiediamo sempre di più alla scuola di farsi carico di questo enorme problema, enorme tema. Mirella da Riese Piodecimo, vai Mirella. È caduta la linea. Sì, però Mambriani, c'è anche un discorso che vorrei dire che riguarda le fragilità, i diversamente agili. Ad esempio, ho sentito una mamma di un ragazzo di 24 anni che era molto preoccupata perché il suo figlio si toccava. Ma è normale? È una cosa normale? Qual è il problema? Lo devo portare da un psichiatra o da un psicologo? Ma ho detto, ma sei fuori di testa? Ma cosa stai dicendo? Ma guarda che tuo figlio è normale. Sei tu che non sei normale. Ha le emozioni, questo senso che sente, ecco, questo stimolo che è normalissimo. Ecco, il mondo delle fragilità, ad esempio, una cosa pazzesca, nessuno ne parla. E questi ragazzi come possono vivere le loro emozioni nella quotidianità che la vivono gli altri? No, guai, non si può. Pensa che siamo lontani 1000 miglia da quello che è veramente lo sviluppo culturale di questa società che non vuole veramente crescere, non vuole crescere. Presidente Di Bartolo, vai. Quindi si può capire come la frustrazione non avendo la capacità di riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, la esprimi con la rabbia. Anche perché, e questo lo vediamo noi quando accogliamo le nostre donne, una delle difficoltà più grandi che noi abbiamo con donne che soprattutto hanno avuto anni di violenza è quello di far rendere loro conto di essere in una situazione violenta, in un contesto violento, perché non sono in grado di riconoscere la violenza in cui vivono. Cosa voglio dire così? Cioè, se tu non conosci la realtà che ti sta attorno e non la filtri tramite le tue emozioni, che ti permettono anche di esprimere un consenso a quello che ti sta succedendo, a quello che ti si impone, va da sé che il nostro lavoro più difficile è quello di rendere consapevole le donne di quello che stanno vivendo, della realtà di violenza. Presidente, ti fermo un secondo, se non mi ricade la linea con Mirella da Riese, poi ricominciamo. Vai Mirella. Ciao Mirella, ciao. Saluto i tuoi ospiti. Allora dico una cosa, guarda, 6 anni fa andavo a fare le pulizie per le case e sono andato un bel periodo, insomma, e ne ho visto di tutti i colori sulle case. Le donne, ecco, ascoltano tutto quello che dicono loro e loro fanno tutto quello che vogliono. Adesso sono separati in casa e sono famiglie che conosco e sono separati. È quello il brutto, che le mie amiche mi dicono, è un vivere da cani. Ecco, i figli ne soffrono.
Bella questa, separati in casa, vivere da cani, perfetto. È una roba grande, Grazie cara Mirella, grazie, sai, un abbraccio anche a te. Mambriani, vivere in casa, vivere separati, è un inferno. Eh sì, è una tragedia, è una quotidiana tragedia, vivere nell'isolamento, vivere diciamo nella vicinanza fisica e nella distanza siderale emotiva, sembra una condanna. Però anche qui è sempre il problema della consapevolezza. Se una persona non si rende conto di quanto sia pesante e dolorosa questa situazione, difficilmente ne uscirà, difficilmente chiederà aiuto a qualcuno per uscirne. E questo, diciamo, sono due percorsi diversi ovviamente, ma dovrebbero andare in parallelo, cioè il percorso di consapevolezza che deve fare una donna vittima di violenza per capire veramente nel profondo quanto la situazione che sta vivendo magari da anni sia intollerabile e fare il patto di chiedere aiuto per uscirne. Ma c'è un perché però, Presidente, dove va questa donna anche a livello economico? Dove va a trovare un'altra casa? Quasi sempre, come dice l'avvocato, addirittura la sua famiglia gli dice porta pazienza, lascia perdere, è un momento. Dove va con quei soldi che abbiamo ancora gli stipendi diversi dagli uomini, lavoriamo 5 volte rispetto a loro e non siamo riconosciute. Presidente? È il problema. Perché per quanto, per esempio nella provincia di Treviso c'è una bella rete tra i vari livelli istituzionali e anche noi associazioni dell'antiviolenza, la donna non può vivere di assistenzialismo, di assistenza, deve poter creare la propria indipendenza e deve partire dall'abitazione. Non ci sono case, quelle che ci sono hanno dei prezzi altissimi, la donna magari ha dei lavori che le permettono uno stipendio, che le consentono uno stipendio minimo e sicuramente una casa non la può pagare, non può dare garanzie, non ce la fa, ci sono degli affitti che sono altissimi, dopodiché anche se la donna ha un figlio, se è minore, fa ancora più difficoltà. Figuriamoci quando ce ne sono 2/3 di figli, perché ce ne sono, è costretta, non dico a rimanere nella situazione di violenza, ma quasi, insomma. Noi le aiutiamo, noi abbiamo disponibilità degli alloggi che però sono a tempo e anche quando la donna ha la necessità di uscire in protezione è comunque un'assistenza a tempo, un aiuto a tempo e poi tutta la vita questa donna se non riesce a trovare un lavoro che le consenta di prendersi una casa, dove sta? Andiamo a vedere allora questo servizio, andiamo a Padova, violenza domestica. Presa a pugni in testa dal compagno, poi minacciata con le forbici e la violenta aggressione subita da una donna che fortunatamente è riuscita a scappare ed allertare la polizia. La volante è arrivata in zona Guizza a Padova lunedì sera dopo la chiamata della 49enne che era riuscita ad uscire dalla sua abitazione e a mettersi in salvo. La donna agitata e sotto shock è stata subito soccorsa dai poliziotti ai quali ha raccontato cosa aveva appena subito. Pochi minuti prima il compagno, durante una lite violenta, infastidito da una risposta della donna, aveva cominciato a colpirla con dei pugni alla testa. Poi l'uomo ha preso le forbici e l'ha minacciata di conficcargliele in testa. La 49enne, approfittando di un momento di distrazione, temendo per la sua incolumità, è riuscita a scappare di casa, ad uscire in strada per chiamare la polizia. Anche il convivente era uscito a cercarla, ma lei non si era fatta trovare. Gli agenti, viste la gravità delle percosse e delle minacce, non appena l'uomo è rientrato in casa, lo hanno portato in questura per gli accertamenti, mentre la 49enne è stata portata in pronto soccorso e curata. È emerso che il 51enne era già stato destinatario di 2 provvedimenti di ammonimento del questore di Padova per violenza domestica, adottati nel maggio e nel giugno del 2025. Vista la gravità delle minacce e la violenza dell'aggressione, il pubblico ministero ha disposto per lui la misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Al 51enne è stato anche notificato il divieto di avvicinarsi alla donna e di contattarla in qualunque modo.
Uno dei campi di battaglia più atroci per quando ci sono dinamiche di violenza domestica sono le cause di separazione, divorzio e di conseguenza dell'affido dei minori. Quelle sono delle situazioni estremamente pericolose per le donne e per i loro figli. I tanti volti della violenza sulle donne, donne che spesso sono madri e così i loro figli diventano a loro volta vittime silenziose. Spesso i bambini vengono usati come arma di ricatto da parte dell'autore di queste violenze. Una delle minacce più grandi che fanno gli uomini maltrattanti è: ti porto via i figli. La donna ha paura, ma qualunque madre ha paura. Il rischio, spiega Di Bartolo, è che queste donne, che magari per anni sono state vittime di violenze che per tutta una serie di ragioni non hanno trovato prima il coraggio di denunciare, non vengono considerate buone madri. Non si riesce a leggere la donna vittima di violenza madre, perché potrebbe essere ritenuta una madre non tutelante. Non è così, bisogna capire la psicologia della donna. È veramente fondamentale la preparazione dei soggetti che si trovano coinvolti in queste dinamiche. Il centro antiviolenza Telefono Rosa di Treviso nel 2025 ha preso in carico 160 donne, più del doppio i contatti, maltrattamenti fisici, psicologici, ma anche la forma più subdola di violenza economica, messi in atto da mariti, compagni, ma anche padri, fratelli, nonni. E sempre più spesso le prime forme di violenza si registrano tra i giovani, tra i banchi di scuola, nei primi rapporti sentimentali. Il fidanzatino che attiva delle modalità di relazione estremamente controllanti, la famosa gelosia. Noi ci rendiamo conto che attualmente i giovani di adesso sono in estremo pericolo, sia nel diventare dei maltrattanti che nel diventare vittime di violenza, ma quello che registriamo è una fondamentale inconsapevolezza che certe dinamiche sono prodromiche a comportamenti che possono essere controllanti. E così quando la ragazza non riesce a dare un nome a questi comportamenti, ci pensano i genitori o gli stessi insegnanti a contattare i centri antiviolenza. Succede che ci chiamino le scuole, anche professori maschi, devo dire la verità, sì. Ne sono alcuni in particolare che sono molto attenti alla salute delle loro ragazze, al benessere delle loro ragazze, ci chiamano per chiedere consigli su come comportarsi. Mambriani, come commentiamo? Prego. Allora, quest'ultima parte sulle scuole, diciamo, da un lato è confortante, nel senso che la scuola si accorga di segnali di malessere, di difficoltà, però non si può limitare a questo, perché appunto la scuola deve diventare un luogo in cui i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze abbiano la possibilità di parlare dei problemi, di quello che vivono nelle relazioni, nella loro vita. Non dico tutto il tempo ovviamente, però una parte del tempo deve poter essere dedicata a questo, perché se no il messaggio è di queste cose non si parla, perché a scuola non se ne parla, magari anche in famiglia non se ne può parlare perché c'è tensione e quindi non se ne parla e stop. E dobbiamo rompere questo muro di omertà, invece se ne parla da subito e se qualcuno sta male è bene che lo dica, che chieda alle altre persone qualcosa, che venga ascoltato e ci sia un confronto tra tutti su questo. Io penso che se la scuola riuscisse a fare questo cambiamento rivoluzionario sarebbe, diciamo, una parte importante di una possibile soluzione, uscita dal problema. È difficile e secondo me ci vuole una pressione da parte nostra, dei cittadini e delle cittadine che richiedano questo. Ma non è, Mambriani, che forse è troppo facile delegare sempre tutto alla scuola? Non ci dovrebbe essere un qualcos'altro in mezzo tra famiglia e scuola, che dovrebbero essere i consultori? Che ne abbiamo pochi, perché è sempre la scuola, ma non è invece che abbiamo bisogno di un qualcosa di diverso
tra famiglia e scuola con persone competenti che possono essere i consultori, che sono stati tolti, ce ne sono pochissimi. Esatto, e qui torna il tema di come vengono spesi, come dicevate prima per le case popolari, no? Come vengono spesi i soldi nostri che vengono dal nostro lavoro, come vengono spesi per la collettività, spesso vengono usati a vantaggio di pochi. Allora questa è una stortura, una deviazione enorme. Il fatto che appunto il consultorio sia stato così tagliato e ridotto ed era uno spazio molto importante, dobbiamo essere noi a richiedere, no? Senza delegare a nessuno, anzi prendendoci la responsabilità di richiedere, esigere che i soldi della comunità siano usati a vantaggio della comunità e non per altri scopi molto discutibili magari o a vantaggio di poche persone, però è una crescita di tutta la società che parte ovviamente da ciascuno di noi. Forse uno dei problemi della nostra società è stato proprio il concetto della delega. Deleghiamo qualcuno, l'esperto più capace di noi a risolvere i problemi e purtroppo non ha funzionato, non sta funzionando. Presidente, prego. Infatti noi assistiamo, da noi vengono tantissime donne che che hanno al limite del disagio sociale, per cui noi che non mandiamo via nessuna, perché noi le accogliamo e le ascoltiamo tutte perché abbiamo deciso di fare così. Ci capita spesso di incontrare delle donne che non hanno una vera situazione di violenza di genere, ma vivono un disagio sociale talmente forte che non riescono a trovare risposte nello Stato, perché anche i nostri servizi sociali fanno davvero l'impossibile con delle risorse estremamente risicate e diventiamo noi una sorta di ultima spiaggia rispetto alla risoluzione di problemi che non ci possono competere. Noi riceviamo tantissime telefonate di donne che dicono: io sono arrivata a Treviso, non vado d'accordo, ho bisogno di una casa, ho bisogno di soldi, ma è difficile, cioè noi non abbiamo la possibilità di dare case, non abbiamo la possibilità di dare un lavoro, noi abbiamo la possibilità di aiutare la donna ad attrezzarsi per trovare una casa, trovare un lavoro, e nei casi di violenza, di emergenza, di urgenza e di pericolo per la vita e per l'incolumità attrezziamo tutta una catena di protezione per la fuoriuscita dalla violenza che la donna fa con il nostro sostegno. Quindi il periodo storico è duro perché le donne sono un'altra categoria di poveri. Le donne che vogliono uscire di casa non ce la fanno, anche se semplicemente se è un rapporto di coppia è finito. Le donne sono costrette a rimanere, spesso e volentieri, sono costrette a rimanere nella situazione e si innescano così dei meccanismi che possono essere integranti l'ipotesi della violenza economica, della violenza psicologica. Presidente, devo correre perché il tempo è tiranno e siamo anche in chiusura, ma adesso abbiamo una premier al governo, una donna. Cosa chiederebbe alla Presidente Meloni, la cosa più urgente che le viene in mente, Presidente? Non mi faccia questa domanda per piacere, perché mi mette in difficoltà. C'è qualcosa, ad esempio la casa, è trovare la soluzione con politiche più sensibili alle persone in difficoltà sul tema della casa, sicuramente. Perché è un problema enorme la casa, è là il problema grande, perché io vado via e dove vado? E se no devo rimanere a casa ad essere picchiata, ad essere così violentata anche psicologicamente, perché non servono mica le botte, i calci, i pugni. La violenza psicologica è ancora peggio, almeno quella che l'hanno provata. Prego? E snellire la burocrazia. E snellire la burocrazia. Grazie, grazie. Sentiamo cosa dice Giacomo Mambriani, come ci saluta.
Dico per esempio che una società, dove sta andando una società si potrebbe vedere da dove investe, cioè i temi, i problemi su cui investe. Purtroppo veniamo da decenni in cui vengono tagliati servizi fondamentali per la persona, sanità, scuola, servizi sociali. Ecco, ad esempio al ministro Valditara cosa chiederebbe Mambriani? Ad esempio al ministro Valditara, visto che lei è stato anche un docente, un educatore? Educatore a scuola. Per esempio chiederei di fermarci un attimo e chiedere come possiamo usare le risorse attuali, perché non dico aumentarle perché sembra fantascienza, però le risorse attuali come le possiamo utilizzare? Sta andando bene la scuola ultimamente? Ha delle difficoltà? La risposta è sì, ha molte difficoltà. Come potremmo lavorare per uscire dalle difficoltà della scuola che poi sono collegate a quelle della società? Proviamo a cambiare la rotta, proviamo a dare più spazio a un lavoro sulle relazioni, sulla capacità di stare insieme e creare una comunità che funziona. È una sfida sempre più necessaria, anche perché oggi parliamo di classi in cui i gruppi, le lingue e le culture sono sempre più numerose. Proviamo ad ascoltarle, proviamo a farle parlare e a interloquire tra loro, le storie familiari, le storie di chi arriva in Italia, cercando di valorizzare le culture senza svilire la nostra, cioè in modo da dare valore a tutte. C'è tanto lavoro da fare, quindi al ministro Valditara umilmente proporrei: fermiamoci un attimo, parliamo tra, diciamo, chi lavora nella scuola, chi la scuola la vive, anche le famiglie, e proviamo a cambiare un po' la rotta per uscire dalle difficoltà della scuola. Grazie. Grazie, devo chiudere, il tempo è terminato. Grazie a Giacomo Mambriani, educatore, associazione maschile plurale, collegato con noi da Verona, grazie. Grazie all'avvocato Maria Stella Di Bartolo, presidente Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso. Grazie veramente, veramente grazie per tutto quello che fa questa associazione e questa presidente. Pubblicità. Allora, prima di presentarli il graditissimo ospite, finiamo queste paginette di questo bel libro Il leone alato, che so ci tenete al finale. Davanti a loro si materializza il professore. Grazie dell'invito. Sono passati già 3 anni, Leon, dalla tua laurea. Vedo passare decine di studenti che poi vanno incontro alla loro vita e poi di loro non ne so più nulla. Tu hai fatto sì che fosse diverso. Sei una persona speciale e meritavi di incontrare una donna come Alessia. Ho pensato di farti questo regalo che spero ti piaccia e comunque è di buon auspicio. Mi fa piacere se apri questo astuccio. Lo sposo lo prende con le 2 mani, lo fa scorrere e appare un orologio da polso col marchio Junkers. Ma è bellissimo, sembra proprio uno strumento del cruscotto di un aeroplano. Infatti, ho visto che esiste un'ampia gamma di modelli realizzati da questo produttore di orologi. Sono andato a vedere e ho scoperto che si chiama Charlotte Junkers e la loro pronipote Ugo Junkers, ed aver avuto questa idea ed averla realizzata. Anche lei pilota, naturalmente. Si fa largo Patrick, spingendosi in avanti vigorosamente. Abbraccia entrambi gli sposi che si chinano su uno dopo l'altro su di lui e poi consegna il suo regalo che viene e che tiene appoggiato sulle gambe, accompagnato da un bigliettino, e chiede al neosposo di leggerlo. Leon lo guarda un attimo, apre la busta. Il disegno di un aereo a elica stilizzato e un messaggio scritto di suo pugno. Nulla vola più in alto dell'immaginazione e da lassù dove voli tu ogni scenario è possibile e nessuna vetta sembra essere irraggiungibile. Grazie della tua amicizia. Continua a inseguire i tuoi sogni. Alessia vede le lacrime stradipare dagli occhi di Leon e con grande prontezza interviene festosamente, chiedendo se si tratti di un messaggio per soli uomini o se possa leggerlo anche lei. Ora è Mark ad avvicinarsi, prende da parte lo sposo. Quanto state in viaggio di nozze? Solo 6 giorni, ma va bene anche così.
Bene, anche a noi, ti aspettiamo per la riunione di budget. Dobbiamo progettare i lavori necessari e poi dobbiamo cominciare a pensare all'inaugurazione. Oh mio Dio, Mark, che cosa stai dicendo? Non capisco. Iniziamo a commercializzare i nostri aerei, anche in Italia, e per tutta una serie di considerazioni abbiamo pensato che la sede più lontana è il Nicelli e tu sei la persona perfetta per rappresentarci. Ehi, ti vedo pallido, tutto bene? Capisco che non ti sei ancora abituato ad essere sposato. Risata generale e riprende il chiasso festoso attorno a loro. Mark guarda entrambi e conclude: beh, a questo punto sono ragionevolmente certo che in questi 6 giorni di luna di miele non vi mancheranno gli argomenti nelle conversazioni. Viene proprio voglia che non si esaurisca qui la storia vera che dà sfondo e da sottofondo a questo racconto. Accadesse così come avvenne nella realtà tra la Junkers Aircraft e l'aeroporto Nicelli, che a 100 anni esatti di distanza quel rapporto virtuoso, vivace, visionario si ripetesse. E si conclude così questo bel libro, questa bellissima storia di questo bambino diventato uno dei più grandi ingegneri di questo aeroporto Nicelli e di questo leone alato che lui è il suo aeroplano. Grazie, veramente grazie. Io prima di presentare l'ospite volevo dirvi grazie di tutto, di quello che mi avete dato tantissimo anche quest'anno, gli ascolti sono stati veramente tanti e molto alti, vi ringrazio di cuore. Io cerco di fare il possibile, di farvi sentire le voci che Mirelli sente tutti i giorni, tutti i momenti, le persone che mi fermano, che mi dicono di cosa devo raccontare, di cosa devo dire, cosa vi interessa. Ecco, il mio lavoro è questo, farvi arrivare le vostre voci, come? Tramite le telecamere, tramite quello che voi mi dite e soprattutto far vedere veramente dove si può aiutare e come si può aiutare. Detto questo, vediamo se è ancora collocato, ma non lo vedo perché è una persona, è il dottor Paolo Ochner, astronomo, visto che ieri abbiamo avuto un meteorologo, adesso abbiamo un astronomo, era collegato ma è caduta la linea. Allora andiamo a vedere intanto a Padova, astronauta Paolo Malerba. Il cortile antico del Bo trasformato in un villaggio spaziale, dall'universo all'ecologia. L'importante è esplorare e conoscere. La terza edizione di Science for All, festival scientifico dell'Ateneo, quest'anno apre all'insegna del nome di Bepi Colombo, professore del Bo che con la sua visione futuristica diede un contributo fondamentale ai viaggi spaziali. Ricorrono infatti 50 anni da quando la sonda Mariner 10 sorvolò Mercurio, un progetto a cui partecipò proprio Colombo collaborando con la NASA. Oggi si guarda al ritorno alla Luna, al viaggio abitato su Marte, e a Padova per ricordare Bepi Colombo è arrivato Franco Malerba, primo astronauta della storia italiana. Questa tecnologia dal mio punto di vista di astronauta, ex astronauta, sarà molto utile anche per la cosiddetta gravità artificiale. Con un cavo si può realizzare un sistema rotante nello spazio che genera una gravità artificiale nei 2 abitacoli agli estremi, un po' come succedeva in 2001 Odissea nello spazio. Con la gravità artificiale si potrà vivere meglio nel lungo viaggio di avvicinamento a Marte, magari addirittura mettersi nelle condizioni gravitazionali di Marte che sono inferiori a quelle della Terra. Fino a domenica nel villaggio spaziale ci sarà la possibilità di entrare nel modulo ExoSpace Hub X, struttura progettata per simulare la vita all'interno di una base lunare, e di lasciarsi coinvolgere da un'installazione espositiva che simulerà un viaggio nell'esplorazione del sistema solare nel segno di Bepi Colombo. Oggi abbiamo esplorato, ci sono stati satelliti che sono andati su tutti i pianeti del sistema solare fino all'ultimo pianeta, che oggi chiamiamo pianeta nano Plutone, e addirittura oltre, perché abbiamo sonde ormai che sono addirittura al di fuori del sistema solare, e anche la sonda che ha visitato Plutone è arrivata fino a quasi 45 unità astronomiche. Unità astronomica sono 150 milioni di chilometri da noi, e ha esplorato un altro pianeta
nano al di là dell'orbita di Plutone, che sono circa 40 unità astronomiche. Science for All animerà con stand tutta la città in un viaggio tra i dipartimenti dell'università e l'orto botanico, con oltre 250 attività tra giochi, laboratori, escape room, caffè scientifici e visite guidate per grandi e piccini. Naso all'insù questa sera per le stelle cadenti, 10 agosto, notte di San Lorenzo. Nonostante il caldo, il cielo si prevede terso, con qualche possibile velatura che non dovrebbe disturbare la loro ricerca per esprimere un desiderio. Al Liceo Da Vinci di Treviso, come ormai da tradizione, verranno aperti i cancelli e con l'associazione Astrofili, con telescopi e spiegazioni, si guarderà il cielo in compagnia. Per capire in quale zona del cielo dobbiamo guardare, bisogna guardare in direzione della costellazione di Perseo, che però comunque sorge abbastanza tardi, sorge dopo le 23-23:30 di sera, però prima che si alzi un po' si arriva a luna di notte. Il massimo l'abbiamo nella notte tra il 12 e il 13 prossimo. Poco importa, quello che conta è mantenere la tradizione. Notte, quella di oggi al Da Vinci, aperta a tutti e senza barriere architettoniche. Sarà infatti il giardino dell'istituto ad ospitare curiosi e i 4 telescopi che verranno installati dagli astrofili. È chiamata la sera delle stelle cadenti, però le stelle non cadono, sono stelle che cadono. Praticamente l'orbita terrestre attraversa quello che è un residuo di una cometa che orbitò nei pressi della Terra, incrociando l'orbita terrestre nel 1882. Ha un periodo di circa 133 anni. Queste polveri vengono rilasciate lì in quella zona e restano là. Ogni qualvolta l'orbita, la Terra attraversa correndo lungo la sua orbita, attraversa, incrocia questa zona in cui ci sono questi sciami meteorici, residui cometari, questi nell'alta atmosfera creano questi processi di ionizzazione. Evento che apre le porte della scuola anche d'estate in attesa della costruzione di un osservatorio scolastico. Il progetto è quello di costruire un osservatorio, progetto che sta andando avanti nei tempi stabiliti. Un piccolo osservatorio della scuola e vorremmo appunto che il liceo diventasse una specie di polo per l'astronomia. Molto belle queste immagini erano del 2024. Adesso chiedo al dottor Paolo Ochner, che è collegato con noi telefonicamente perché non abbiamo connessione, purtroppo funziona così, astronomo. Ieri abbiamo avuto un meteorologo, oggi abbiamo un astronomo, per capire cosa c'è oltre il cielo, oltre quello che ci hanno spiegato ieri. Giustamente ha detto il meteorologo arriva fin là, poi c'è l'astronomo. Allora, dottor Ochner, intanto grazie, so che lei mi sta ascoltando, mi sta sentendo. Ecco, abbiamo visto queste stelle cadenti del 2024, abbiamo sentito anche appunto questo spazio, questo astronauta. Cosa ci racconta? Prego, dottor Ochner. Allora, buongiorno a tutti e a tutte dall'Osservatorio Astrofisico di Asiago. Anche qui siamo impegnati con diverse attività. Abbiamo avuto questa settimana i ragazzi che parteciperanno alle Olimpiadi dell'astronomia. Ieri pomeriggio abbiamo osservato il Sole con un bel pubblico e la sera abbiamo fatto un laboratorio sui colori delle stelle e pomeriggio si ricomincia alle 16 con l'astrotombola e poi l'appuntamento serale. Le meteore ne vediamo molte in queste sere perché stiamo passando attraverso le polveri di ben 3 comete, quindi oltre alle usuali lacrime di San Lorenzo prodotte dalla cometa Shift-Tuttle, intersechiamo nel nostro moto intorno al Sole altri sciami cometari, quindi queste sere sono veramente ricche di meteore, che sono sostanzialmente il pulviscolo che entra in atmosfera e crea appunto la scia luminosa, quindi non appunto stelle, ma sono appunto polvere di comete. Adesso la stiamo anche vedendo, rimanga sempre collegato col telefono per cortesia. Ah, perfetto. Allora, dottor Ochner, quello che ci spaventa sono queste guerre, questi satelliti, questi droni, queste cose che vanno nello spazio, se vanno nello... Ci racconti un po', perché non c'è informazione, non sappiamo niente e soprattutto questo spazio, qualcuno dice è un'autostrada, il problema è se cade qualcosa siamo fritti. Cosa ci racconta?
Vi racconto che il 5 agosto saremo impegnati a osservare la caduta di una parte di un razzo Falcon che cadrà sulla Luna e quindi sarà per noi interessante soprattutto per riuscire a capire qualche informazione riguardo agli strati immediatamente sotto la superficie lunare, perché appunto questo pezzo di razzo del peso di 10 tonnellate andrà a sbattere contro la Luna, quindi tirerà su probabilmente un gran polverone, e quindi i telescopi di Asiago siamo pronti per riuscire a fare delle misurazioni sul materiale che verrà eiettato sopra la superficie lunare. Purtroppo per noi sarà complicato perché avverrà durante il dì, quindi la mattina, e quindi ci sarà anche la luce del sole, e quindi saranno più favoriti invece i nostri colleghi americani che osserveranno dagli Stati Uniti, dove sarà buio. Questo per farvi capire che il problema dei detriti spaziali non è teorico ma è reale, e quindi questo giro il razzo è caduto sulla Luna e prossimamente la probabilità che qualcosa arrivi sulla Terra diventerà sempre maggiore, perché ci sono sempre più satelliti e fra l'altro i famosi Starlink sono progettati per stare su un'orbita molto bassa, e quindi quando saranno a regime tutti quanti ne cadrà circa uno al mese. Di conseguenza la probabilità che arrivi qualcosa sulla Terra non sarà più trascurabile come lo era in passato, perché quando un satellite rientra in atmosfera tipicamente viene disintegrato dall'attrito con l'aria, però se cominciano a caderne tanti la probabilità che qualcosa raggiunga il terreno diventa sempre maggiore. Cos'è, dottor Hochner, che vi preoccupa di più in questo anche cambiamento climatico? Cosa state vedendo? Queste guerre sempre di più, ne abbiamo 77 in giro nel mondo. Prego, dottor Hochner. Stiamo boccheggiando anche qui ad Asiago, quindi la cosa è abbastanza peculiare, devo dire. Dopodiché noi come voi subiamo sia il maltempo che tutto il disordine mondiale, quindi noi cerchiamo di educare i nostri ragazzi, tutte le persone che vengono qua a rispettare l'ambiente e anche il nostro cielo, perché non abbiamo solo l'inquinamento atmosferico, abbiamo anche l'inquinamento luminoso, che è uno spreco incredibile, specialmente in questi periodi in cui scarseggia il petrolio. Sprecarlo per illuminare il cielo è veramente incredibile, e quindi cerchiamo di fare il nostro, facendo bene il nostro lavoro e cercando di far capire tutti i problemi che comporta lo spreco in generale dell'energia, che può andare appunto dall'inquinamento luminoso all'inquinamento atmosferico se si usa in modo sciagurato l'automobile e via dicendo. Purtroppo quello che possiamo fare lo facciamo attraverso le scuole, quelle che vengono a trovarci qua ad Asiago, cercando di inculcare appunto i valori per il rispetto del nostro pianeta, perché per televisione sembra che possiamo traslocare tranquillamente su Marte, ma non è così. Quindi io dico sempre ai visitatori: attenzione che non c'è un piano B. Se sfasciamo questo pianeta non ne abbiamo un altro, perché Marte è sterilizzato dalle radiazioni e dalle particelle che arrivano dallo spazio, mentre noi siamo qua tranquilli e beati perché abbiamo 300 km di aria sopra la testa, siamo dentro lo scudo magnetico della Terra e quindi dobbiamo preservare al meglio la nostra astronave. Mi sembra però che qualcuno non abbia mica capito molto bene questo, se riesce, e lei ha capito che mi rivolgo ai grandi della Terra che pensano veramente di avere il mondo in mano e invece sono solo di passaggio. Noi speriamo invece di avere anche il futuro, che sono i nostri giovani, ecco, e quelli che verranno dopo. Allora io le farei vedere adesso questa, non so se lei riesce a vederlo, poi mi diranno, però noi la guardiamo. Questa notte delle stelle cadenti era il 2023, agosto 2023. Andiamo a vedere. 10 agosto, San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti. Le stelle cadenti vengono associate ai tizioni ardenti su cui fu martirizzato appunto San Lorenzo, che era un arcidiacono di origine spagnola del III secolo.
Ma cosa sono le stelle cadenti? Lo abbiamo chiesto al professor Roberto Ragazzoni, direttore dell'Osservatorio dell'Università di Padova e accademico dei Lincei. Il fenomeno avviene ogni anno perché la Terra incontra la orbita di una cometa, che è una cometa della Swift-Tuttle, e questa cometa lascia dietro di sé questa scia di materiale. La Terra, entrando nell'orbita, quando questo materiale entra nell'atmosfera terrestre, si incendia, brucia, diciamo, entrando in atmosfera, e fa questo fenomeno apparente di stelle cadenti. Ovviamente le stelle rimangono in cielo, non c'è nessuna stella che davvero è caduta. In una bellissima notte di cielo buio si possono contare fino a 3000 stelle. Il momento migliore per vedere le stelle, però, non è la notte tra il 10 e l'11 agosto. Il picco è previsto per l'11 e il 12, ma certamente anche questa sera, il 10, ci saranno molte stelle cadenti. Meglio guardare verso nord-nord-est, dove c'è la costellazione del Perseo, ma non c'è bisogno di individuare la costellazione. Le stelle cadenti sembreranno venire da quella direzione, perché è come guardare la pioggia quando si guida in auto, che si va in una certa direzione e le gocce di pioggia sembrano tutte provenire dalla direzione verso cui ci si sta muovendo. Il Veneto, grazie a una legge regionale, può vantare un minore inquinamento luminoso, quindi una visione migliore delle stelle cadenti. Resta comunque valido il consiglio di allontanarsi dalle città. Prima metà della notte, nord-nord-est, occhi aperti e un cielo buio, non abbiate luci nei paraggi perché altrimenti sarà difficile vederle. Allora, dottor Hochner, era il 10 agosto del 2023. Cosa è cambiato? È cambiato qualcosa? Cosa ci aspettiamo da questo 10 agosto 2026? Prego, dottor Hochner. Come diceva il professor Ragazzoni, che nel frattempo è diventato anche presidente dell'INAF, Istituto di Astrofisica, bisogna cercare un posto buio e quindi allontanarsi il più possibile dalle città, tipo venire qua in altopiano, andare sul Grappa e evitare appunto le luci e sperare in una giornata limpida senza luna. Tra l'altro adesso abbiamo appena passato la luna piena, quindi la luna andrà via via sempre a disturbare di meno le osservazioni, ed è necessario osservare la parte più buia del cielo dove si sta ad osservare, perché non è che è possibile prevedere dove arrivino le meteore, perché come quando noi in inverno si va in macchina sotto una nevicata, a noi sembra che la neve arrivi da un punto particolare, in realtà siamo noi che ci muoviamo dentro la nevicata. Allo stesso modo succede in questi giorni quando passiamo in queste polveri. Tra l'altro, come dicevo all'inizio, in realtà adesso stiamo passando ben dentro 3 diversi sciami, quindi si può già iniziare a osservare in queste serate. Non c'è un punto privilegiato d'osservazione perché non sappiamo la meteora dove si paleserà, quindi il consiglio che do io è sempre di osservare nella parte più buia del cielo che abbiamo a disposizione. Dottor Hochner, lei ha detto abbiamo molti ragazzi, le scuole che arrivano. Io mi ricordo quel ragazzo che ho avuto anche ospite che ha scoperto la stella variabile grazie proprio alla visita che ha fatto da voi. Ecco, cosa dicono questi ragazzi? Sono intrigati, sono appassionati, magari quelli che vengono per scherzo e poi dicono guarda qua cosa riusciamo a vedere il mondo. Prego. In realtà il ragazzo è andato all'osservatorio al Marsec, perché qui in Veneto siete fortunati perché avete tanti validi gruppi astrofili, a Nove avete anche Veneto Stellato, gli astrofili veronesi su Montevaldo e tanti altri che non sto a citare perché siete veramente tanti, quindi gli astrofili fanno un grandissimo lavoro anche di supporto a noi per la ricerca e anche introducono i ragazzi. Ed è quello che facciamo anche qui ad Asiago, addirittura spesso arrivano anche scuole dell'infanzia, quindi partiamo proprio dai piccolini, dai 4-5 anni, fino ai nostri studenti dell'università. Infatti qui all'Osservatorio Astrofisico di Asiago cerchiamo di seguire tutte e 3 le mission dell'Università di Padova, perché l'osservatorio appunto è dell'università, che sono appunto la didattica, i nostri studenti,
la ricerca e la divulgazione appunto col pubblico generico, con le scuole. E abbiamo un bel riscontro, perché nonostante appunto il calo demografico abbiamo comunque sempre la schedula piena appunto di appuntamenti con le scuole. Poi in collaborazione col Comune di Asiago nell'ambito del progetto Skyscape abbiamo fatto anche un sentiero in scala 1 a 1 miliardo del sistema solare interno, che inizia qui e termina al Sacrario Militare, dove portiamo gli studenti per rendersi conto delle enormi distanze che ci sono tra i pianeti, perché spesso su un libro è difficile capire le distanze che passano ad esempio da qui al Sole o verso gli altri pianeti. Quindi ad esempio abbiamo fatto il Sole, che è una sfera del diametro di 1,40 m, e la Terra è un pallino da 12 mm a 150 metri di distanza. Questo impressiona molti ragazzi e fa capire appunto delle distanze. E poi cerchiamo sempre un approccio osservativo, quindi durante il dì facciamo l'osservazione del Sole, macchie e protuberanze, e la sera appunto, quando il meteo consente, facciamo sia osservazioni visuali, ma anche cerchiamo di introdurre la spettroscopia, che è quello che usano gli astronomi, cioè andare a scomporre la luce nei vari colori d'arcobaleno e carpirne le informazioni, come appunto temperatura, composizione chimica e velocità. Qui vedo le immagini dell'anno scorso, dove abbiamo cercato di osservare l'eclisse di luna mentre sorgeva dal Monte Grappa. Vedo anche qui l'amico Ravagnin, che ha il suo osservatorio a Romano d'Ezolino, perché poi oltre le molte stazioni che ci sono in Veneto, ci sono anche singoli privati, come vedete qua a sinistra Alessandro Ravagnin, che ha il proprio osservatorio nel giardino di casa e anche il telescopio trasportabile, e quindi quella sera eravamo andati a vedere proprio la luna in eclisse che stava sorgendo sul Monte Grappa, e quindi nonostante un po' di venature abbiamo fatto una bella osservazione portando appunto i nostri telescopi portatili. Molto belle veramente queste immagini. Dottor Hochner, ma vi siete fatti un'idea o avete una speranza che ci sia anche qualche altro pianeta con vita, che ci sia un'altra vita? Questo finché non abbiamo di dati non possiamo dir nulla, perché dipende dalle ipotesi che si fanno. Insomma, diciamo, se si fanno delle ipotesi molto positive, probabilmente ci possono essere migliaia di civiltà in giro per la nostra galassia. Altre più pessimiste invece potrebbero portare all'idea che siamo soli nell'universo. Dopodiché bisogna sempre specificare cosa si intende per vita, perché se parliamo di vita unicellulare, quindi ad esempio batteri o alghe, magari potrebbero esserci anche nel sottosuolo di Marte e di alcune lune di Giove e Saturno, dove ci sono degli oceani sotterranei. Mentre per andare a parlare appunto di civiltà, se definiamo intelligente la nostra, mettiamola così, dobbiamo andare a cercare invece in altre direzioni, quindi ad esempio l'arrivo di onde radio, come sta facendo il progetto SETI, che utilizza radiotelescopi per intercettare eventuali comunicazioni da altre civiltà. Però noi stiamo sondando lo spazio da poco più di un secolo, quindi la probabilità che noi adesso andiamo a intercettare un'altra civiltà, sempre che ci fosse, è veramente bassa, perché l'universo ha 13 migliaia di anni, quindi un secolo a livello dell'universo è veramente poco. Quindi l'idea è quella di stare in ascolto per secoli, quindi è, diciamo, un frutto che eventualmente raccoglieranno le prossime generazioni, in modo tale da fare statistica. Più si sta in ascolto, maggiore è la probabilità che sentiamo un segnale. E poi l'altra idea è quella di utilizzare i grandi telescopi come il James Webb Space Telescope per riuscire dalla spettroscopia a rilevare molecole, quindi composti di atomi, tipo la molecola di ossigeno che noi respiriamo, che ci dia in modo indiretto la conferma che ci possa essere qualche forma di vita che produce questa molecola, come appunto può essere l'ossigeno, ma molte altre caratteristiche del ciclo vitale. Però diciamo adesso
i tempi non sono ancora maturi, che penso che passeranno diversi anni prima che si riesca ad avere un'idea un po' più precisa. Quindi diciamo, per quanto riguarda il sistema solare sarà da capire il sottosuolo appunto di Marte e di alcuni lune di Giove e Saturno. Per quanto riguarda diciamo lo spazio della nostra galassia, o spettroscopia con i telescopi spaziali o appunto attraverso le onde radio. Tra l'altro sto vedendo dei bei ricordi dell'anno scorso, quando eravamo in Cile a montare uno strumento che abbiamo collaudato qui ad Asiago e che è stato pensato proprio dai colleghi di Padova, quindi vedo con piacere queste immagini di questi luoghi incredibili, dove è un evento vedere una nuvola, vedete quale sono zone desertiche, le migliori al mondo per l'osservazione del cielo al momento, perché purtroppo i mutamenti climatici si fanno sentire anche lì, quindi sta aumentando un po' la turbolenza, sta aumentando anche l'umidità, ma comunque al momento diciamo rimane sempre il posto migliore al mondo. Allora diciamo brava la nostra Francesca, la nostra ragazza in regia questa mattina, la nostra regista, perché veramente far vedere anche queste immagini, come ha detto il dottor Hochner, fanno piacere, fa capire quanto impegno c'è da parte di tutti voi. Dottor Hochner, ma cosa chiedono questi ragazzi quando vengono a visitare? Cos'è che li intriga di più, le domande che vi fanno? Cosa chiedono questi ragazzi quando vengono all'osservatorio? La domanda più frequente che interessa di più? Non mi sente? Mi sente adesso, dottor Hochner? No, niente. Non mi sente più il dottor Hochner. Allora io direi a questo punto veramente, dottore, mi vuole salutare? No, è partito tutto. Siamo, come capite, ecco, vedete, parliamo di spazio e anche qua è difficile connettersi con lo spazio, non c'è niente da fare. Comunque vediamo se riusciamo a riprendere. Io direi di andare a vedere, rivedere questa notte di San Lorenzo, che è bellissima. Tanto vediamo se poi riusciamo a salutare il dottor Hochner, perché veramente fra poco arriverà il 10 agosto, andiamo a vedere queste stelle cadenti, almeno ve le faccio vedere io, perché i santi di voi non riusciranno a vederle, perciò almeno gustatevele qua, andiamo a vedere. Nasoli in su questa sera per le stelle cadenti, 10 agosto, notte di San Lorenzo. Nonostante il caldo, il cielo si prevede terso, con qualche possibile velatura che non dovrebbe disturbare la loro ricerca per esprimere un desiderio. Al Liceo Da Vinci di Treviso, come ormai da tradizione, verranno aperti i cancelli e con l'associazione Astrofili, con telescopi e spiegazioni, si guarderà il cielo in compagnia. Per capire in quale zona del cielo dobbiamo guardare, bisogna guardare in direzione della costellazione di Perseo, che però comunque sorge abbastanza tardi, sorge dopo le 23:30 di sera, però prima che si alzi un po'. Perciò dopo l'1:30. Vediamo se c'è il dottor Hochner, se no lo saluto e lo ringrazio, il dottor Paolo Hochner, astronomo, di essere stato con noi. Grazie dottor Hochner, ci sentiremo comunque. Grazie a voi, veramente grazie, un grande abbraccio da parte di Mirella, siete stati utili, preziosi, vi devo fare i complimenti anche per le telefonate veramente che fate, anche il contributo che date con le vostre riflessioni, perciò grazie, e voi mi volete bene ma io ve ne voglio di più. Grazie, grazie e buone vacanze anche voi, noi ci ritroveremo a settembre, però prima andiamo a vedere il vostro assegno. Ciao! Ecco il furgone che sta arrivando, volontario è andato a prendere Claudia, che è stata dimessa dopo un mese di degenza, che era a pezzi. Ecco Claudia, ciao, ben arrivata. Ciao. Come va? Bene. Sono contenta. Vieni. Allora, Claudia è arrivata dall'ospedale dopo un mese, perché come ripeto era a pezzi, e adesso assieme a lei faremo un percorso per cercare di inserirla sia nel lavoro, una vita più dignitosa. Vieni.
siamo arrivati del Banco Solidale, dove era arrivata Claudia. Siamo andati a prenderla a Verona. Claudia è rimasta ricoverata per un mese, era a pezzi. Claudia naturalmente non ve la faremo vedere per una questione di privacy, perché Claudia ha molti problemi, specialmente di salute, però la stiamo mettendo in piedi grazie al vostro aiuto. Adesso andremo a prendere le chiavi dell'appartamento che le è stato assegnato, doverosamente, perché se lo meritava, perché è un'emergenza assoluta, l'emergenza di Claudia. Claudia viveva su un magazzino e perciò adesso noi, con il vostro aiuto, come ripeto, tenteremo di rimetterla in piedi. Poi dovrà vedersela lei, perché noi arriveremo fin là. Ci sarà l'aiuto anche dei servizi sociali. Allora Claudia, cosa vuoi dire a questa grande famiglia di Rete Veneta che sta tentando veramente di farti capire quanto importante è l'aiuto e lei te lo sta dando? Allora, tanto per cominciare, io di questa grande famiglia conosco solo te, Mirella, e ti sarò riconoscente per sempre perché hai fatto tanto, ma tanto per me. Non è questione di riconoscenza, Claudia, è che noi dobbiamo cercare di far capire che se una persona tocca il fondo, però quando la guardi negli occhi e capisci che la puoi recuperare, va recuperata. Io ti ho seguito, ho cercato di fare anche un percorso con te e ho capito che ce la stavi veramente mettendo tutta per riuscire a uscire da questo tunnel o da questo pozzo che non riuscivi a risalire. E grazie, ripeto, a questa grande famiglia e anche, dobbiamo dire, anche al direttore generale Francesco Benazzi, che è intervenuto in trasmissione quando sei venuta da noi ai Veneti Schiacciati telefonicamente e ha detto che ti sarebbe stato vicino, e questo è stato molto importante perché eri veramente a pezzi. Allora, come ti senti adesso, Claudia? Sono stata un mese ricoverata e avevo una brutta depressione. Adesso sto meglio e poi con te, Mirella, che mi hai aiutato moltissimo, finalmente avrò il mio appartamento dove potrò ricominciare, diciamo, a vivere, e questo è un inizio di buon anno per me. Claudia è anche senza denti, perciò dobbiamo riuscire anche a fare questo perché è ancora giovane, è giusto che anche lei abbia la sua dignità e anche la sua salute, perché mangiare bene è molto importante. Pensate come trovo io queste donne veramente a pezzi, avete sentito, non finiremo mai di dire che queste donne vanno aiutate, noi ce la stiamo veramente mettendo tutta. Allora Claudia, questo è l'assegno della grande famiglia, perché le spese adesso sono tante, perché devi rimetterti in pista e non hai niente, e perciò noi crediamo in te, speriamo, noi ce la mettiamo tutta. Tu ti rimboccherai le maniche e poi vedremo dove arriveremo. Cosa vuoi dire per salutare questa grande famiglia? Che non finirò mai di ringraziarti, Mirella. Veramente no, dirti grazie è poco, non trovo le parole giuste, ma non finirò mai di ringraziarti. Sei stata l'unica persona che mi ha aperto un portone, posso dire, perché io ho chiesto aiuto a tante persone, ma nessuno ha mai fatto niente per me. Sei stata l'unica. Allora, non sono io, è tutta la grande famiglia, è logico che Claudia si rivolge a me perché conosce solo me, però è un ringraziamento proprio rivolto a voi. Se sentite questa pronuncia di Claudia un po' particolare, perché Claudia è di origini francesi, è nata in Francia, da una parte di genitori, diciamo, ma è praticamente da piccola è arrivata in Italia ed è sempre vissuta in Italia. Perciò noi ti diciamo un in bocca al lupo, vieni qua che ti do un grande abbraccio e vedrai che ce la faremo.